Gamberini. Oggi abbiamo il piacere di intrattenervi e intrattenerci insieme a voi, alcuni dei quali sono giunti da molto lontano, sono rappresentate diverse regioni della nostra splendida Italia, dalla Liguria alla Toscana, al Friuli, e ci sono anche tante altre regioni che poi impareremo a conoscere, perché la serata che abbiamo in programma è un qualcosa di interattivo, quindi oggi, adesso in questo momento vedete me con il microfono in mano, ma presto toccherà a voi, quindi preparatevi. È stato sicuramente un viaggio per alcuni di voi lungo, ma direi che questo piccolo sacrificio è assolutamente un grande piacere, e l'ho visto dai vostri sorrisi. Quando si viene a trovare una persona che ha saputo, con il suo esempio, con le sue parole semplici, con le sue parole profonde, con le sue parole chiare, sempre, in qualunque momento della nostra vita, ha saputo confortarci, ha saputo darci dei suggerimenti preziosi, ha saputo essere per noi tutti, un fratello, un amico, ha saputo essere quello che è il nostro padre Enrico. No, vedi padre, non ti dà proprio. No, lascia fare. Inutile dire che, oltre emozionato, sono commosso e vi ringrazio tutti di quello che avete sempre avuto di sentimenti nei miei riguardi, e anche di questa giornata che doveva essere una sorpresa fino a una settimana fa, 10 giorni fa, e poi me l'hanno dovuto dire perché magari quel giorno va a dare esercizi spirituali da qualche altra parte, e quindi vi ringrazio tantissimo di essere qui. Voi sapete che una delle cose che io gusto di più è far incontrare reciprocamente le persone, procurare degli incontri, far conoscere, aiutare le persone a vedere il bello che c'è nell'altro. E quindi per me è una grande festa vedervi in tanti, da tante parti diverse, essere qui. Come sapete, a volte in una giornata si vive le stagioni di una vita. Così mi è capitato, ci è capitato di vivere un momento di lutto. L'altro ieri è morta la moglie di mio fratello grande, Aura, e stamattina abbiamo avuto il funerale, abbiamo celebrato la messa, incombenze abbastanza dolorose, però devo dire attraversate da grande speranza. Non c'era dramma, non c'era dolore cupo, c'era un affidarsi. E allora mi sono ricordato di quel salmo che dice: alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Oggi appunto, almeno per i miei fratelli, per me, per la mia famiglia è così, ma è un conforto, è bello saper attraversare le varie stagioni della vita. Quando si presentano non possiamo scegliere quando vivere un momento e quando viverne un altro. E è capitato così e noi viviamo affrontando questi momenti e non togliendo né il dolore all'uno né la festa dei cuori all'altro. Questa non è una festa, è un incontro di amicizia e quindi una festa dei cuori. Allora ecco, sono contento di essere qui con voi e allora magari vi invito a dire una preghiera per ricordare Aura e per ricordare la famiglia di mio fratello Luca, mamma scusate, Aura è la mamma di Luca, di Guido, di Alessio, Luca che si è dato tanto da fare per realizzare questa serata. Diciamo alla Madonna che sempre ci accompagna, sa sempre esserci vicino e aggiungere vino quando il vino manca, cioè quando manca
quello sprint di gioia, la Madonna tende sempre a riportarlo nei nostri cuori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E adesso, accompagnati dal canto di gioia della Madonna, l'anima mia magnifica il Signore e piena di esultanza, di gioia, continuiamo con questo sentimento della gioia la nostra serata. Ecco, buonasera. Questo incontro, questo momento che precede il momento centrale della nostra serata, che sarà la meditazione di Padre Enrico, da qui diciamo a 40 minuti, questo primo momento, che vuole essere un momento di fraternità, non ha nessuna scaletta se non quella che collega il palco a voi, non ce n'è proprio, dobbiamo proprio vivere un momento di grande fraternità. Direi che allora la prima cosa alla quale siamo chiamati, intanto Padre Enrico si è seduto, ma io lo vorrei qui a fianco perché lo devo continuamente stimolare, e ringraziare. Lui mi diceva quanti sono arrivati, sembra quasi di essere all'udienza del Papa, ma non è così, quanti sono arrivati da diverse parti d'Italia. Allora vediamo, mi ha detto Padre Enrico, Trento. Nessuno risponde. Trento c'è? No, eccoli qua. Milano, eccoli qua. Chieri, eccoci qua. Genova, ecco forse il gruppo più numeroso. Adesso scoppierà l'inferno. Roma, mamma mia. Poi io ho ancora Napoli. Eccoli qua, Firenze, eccoli qua. Sto dimenticando qualcuno, ditemelo voi. Beh, sì, vabbè. Ragazzi, Cagliari, mi sembrava quasi Cagliari. Sembrava quasi inopportuno. Dicevo, al di fuori di Cagliari ho dimenticato qualcuno, spero proprio di no. Torino, benissimo. E poi, vabbè, gli altri ci perdoneranno naturalmente. Bene, allora questo vuole essere davvero un momento di grande fraternità. Io so che la persona più imbarazzata di tutti in questo momto è Padre Enrico, che forse non si aspettava una sorpresa di questo tipo per questo suo compleanno. Allora, prima di tutto, Padre Enrico, se viene un attimo qui, perché questa è la... Vieni, va bene. Io non riesco mai a dargli del tu, naturalmente. Allora, direi che la prima domanda è quasi scontata, l'hai già detto, la commozione per questo, la sorpresa per questo momento, ma di tutto questo viaggio in Italia, che cosa possiamo sintetizzare di questi primi 80 anni? Credo che quello di cui sono veramente grato al Signore è la sorpresa di essermi trovato bene dappertutto, e il dolore più grande che ho provato nella mia vita è stato ogni volta lasciare un posto per andare da un'altra parte. E poi però il Signore mi ha riservato sempre un'accoglienza e delle amicizie molto belle in ogni luogo dove sono stato. Ecco, allora io direi che questo può essere davvero il momento di condivisione di tutti quanti. Io inviterei così, in un clima di grande fraternità, di grande amicizia, di grande serenità, lasciamo perdere questa distanza che c'è tra il palco e la platea, diciamo così. Allora io direi, se c'è... Poi andando in ordine, così come li abbiamo chiamati, ecco, Trento, per cortesia, se viene a darci un piccolo contributo, un piccolo segnale, così come Milano. Ecco, Trento, benissimo. Benissimo.
non l'abbiamo nominati, ma ci sono anche tutti quelli che ci seguono in diretta da web, perché abbiamo questa diretta streaming che proietta veramente il volto di padre Enrico anche in Patagonia, quindi salutiamo il gruppo della Patagonia, un ciao a tutti. E qui tocca a voi. Bene, allora come sapete non in coppia c'è la persona più adatta alle relazioni. No. Ma allora beh, siamo qua e con noi c'è qua tutto il Trentino o la parte del Trentino che ha conosciuto padre Enrico e ci hanno chiesto proprio di portarti i loro saluti e il loro grazie, e quindi è bello scoprirsi famiglia, è incredibile come ci stiamo scoprendo famiglia con le varie regioni d'Italia, è un altro grande dono che Dio ci fa a tutti. Ecco, c'è padre Enrico che vuol dire qualcosa. No. Tenete il microfono. Comunque mi faceva piacere notare, così che tutti sappiano, anche se offenderò un po' la loro modestia, che hanno nel cuore un grande desiderio di missionarietà. Sono stati 1 anno o 2 in Africa insieme, poi l'uomo è ritornato, Giuliano è ritornato ancora in Africa a servire, a lavorare, e quindi continuano ad avere questo cuore aperto al mondo. Quindi grazie. Grazie a tutti. Ecco, abbiamo sentito Trento, adesso vogliamo continuiamo a stare nel nord, vogliamo sentire Milano. Qualcuno da Milano che venga a fare gli auguri a padre Enrico, non è possibile. Milano che si prepara anche a ricevere la visita del Papa, no? Quindi... Cioè, chiaramente, quando venite chiamati, se non vi presentate, poi non si mangia. Questo vorrei fosse chiaro, no? Cioè, quindi è obbligatorio il saluto. Ecco chi arriva. Ecco, Stefano, se hai il... Ah, ecco qua, benissimo. Io credo che possano anche, volendo, vabbè, sì, anche da giù, va bene, sì, certo. Milano arriva con una delegazione. Allora, il portavoce, vicino al microfono, così sentiamo tutti. Di solito il portavoce è mia moglie. No, ecco, noi chiaramente vogliamo ringraziare Enrico di tutto quello che ha fatto per noi, per la CVX di Milano, per il nostro gruppo, che ci ha incontrato, incoraggiato in tutti questi anni. E quindi siamo qui molto contenti anche noi, vedendo che c'è grandissima unità tra di noi, pur vedendoci tutto sommato raramente, se va bene 1 volta l'anno, 2 volte l'anno, per cui è incredibile sperimentare questo sentimento di fratellanza con persone che oggettivamente vediamo poco, però ecco, è quello che mi sta capitando, ci sta capitando adesso, per cui voglio ringraziare tutti quanti, chiaramente Enrico, per questa occasione comunque di incontro e di fraternità. Aggiungo una cosa, ciao, sono Alessandro. Certo. Volevo aggiungere questo, che nella storia di diversi di noi di Milano, Enrico è stato importante tanti anni fa, quando era assistente nazionale della CVX, penso fine anni 80. 87-94, perché almeno nella mia storia personale, quando ero ragazzo, fine liceo, inizio università, era nata una comunità di vita cristiana un po' trasgressiva, un po' giovanile, un po' casinista, no? Ed Enrico da Roma veniva a trovarci, ci curava, ci custodiva, ci ha fatto ritiri, ci ha fatto esercizi,
Alcuni gesuiti mi ricordo che erano scandalizzati di sti giovani casinisti, e invece Enrico veniva, stava con noi, ci voleva bene, e così ha toccato tanti cuori, ha trasformato tante persone. Quindi questo è il primo grazie per quella fetta di esperienza. E poi, diciamo, per diversi di noi c'è stata l'esperienza che ci siamo sposati, abbiamo avuto bambini piccoli, e allora chi faceva gli esercizi, basta, no? Tutta una serie di cose erano precluse. Invece Enrico ha detto, perché non proviamo a fare gli esercizi come famiglie? Allora ci ha recuperati da dove eravamo, ha detto, ma tu vorresti, tu saresti interessato? E per me è stato come un rinascere. Cioè l'idea che anche con i bambini piccoli, piccolissimi, fosse possibile fare insieme gli esercizi è stato dare una speranza in una stagione in cui sembrava che non fosse assolutamente possibile. E quindi di nuovo ci ha aperto una strada, una possibilità di vicinanza al Signore che non ci sembrava possibile. Insomma, per noi Enrico è stato un po' lo specchio della fedeltà del Signore alla nostra vita, e per questo gli siamo molto grati. Grazie. Ecco, mentre chiediamo al gruppo di Chieri, a qualcuno di Chieri, di venire a portarci la sua testimonianza, io volevo invece un attimo chiedere a Padre Enrico di aprire un po' gli orizzonti, perché nelle diapositive che vedete, che vengono proiettate, c'è anche qualcosa che va oltre il confine nazionale, va oltre questi gruppi. Ecco, ci sono delle diapositive che si rifanno a dei viaggi, io non li chiamerei neanche tanto viaggi, quanto forse piccole missioni, che Padre Enrico ha svolto in alcune terre particolari del nostro pianeta. A caso strano, tutte terre di evangelizzazione importante. Ecco, allora vorrei chiedere, ho visto immagini del Centro America, dell'India, del Medio Oriente, un piccolo, se possibile, un piccolo tassello di questa esperienza, di questi passaggi di vita. Ma quella che adesso mi viene in mente con più forza è l'esperienza fatta in Salvador in 2 momenti successivi. Era un tempo in cui c'era la guerriglia e, se ricorderete, nel 1989 c'era stato quel colpo di mano nella università della UCA, l'università centroamericana in San Salvador, tenuta dai gesuiti, ed erano stati uccisi 6 gesuiti. E mi ricordo che abbiamo saputo la notizia proprio a Sant'Andrea al Quirinale, e c'era padre Arvesù, un padre cubano, tra l'altro compagno di scuola di Fidel Castro, che ci stava facendo una conferenza. Ma tra gli ascoltatori c'erano anche 2 gesuiti, uno salvadoregno e l'altro del Nicaragua. E fummo tanto colpiti da questa cosa che abbiamo pensato di organizzare un gemellaggio tra le CVX d'Italia e del Salvador. E appunto in quella scia, a 9 mesi da questo eccidio, mi sono trovato in Salvador con grande commozione, vedere il luogo dove sono stati uccisi i miei confratelli, il prato dove sono stati poi portati per i cadaveri, e dove questo comando paramilitare si è accanito contro di loro. E poi appunto da quell'anno alcuni dei giovani del Salvador venivano da noi andavamo da loro per 2 o 3 volte. Si è realizzato questo scambio, uno scambio tra l'altro in cui è nato in questo clima anche un matrimonio tra un ragazzo italiano bolognese e una ragazza salvadoregna con cui sono ancora in rapporto, ci sentiamo spesso. E questo è stato un po' un momento forte. Vi dico soltanto un particolare per me molto significativo. Siamo andati anche
nei paesi dell'interno dove c'era più la guerriglia, dove era più infuocata. E c'era una suora spagnola che era considerata dal villaggio un po' il punto di riferimento, e ci aveva raccontato che nelle fughe nella foresta, perché passavano i guerriglieri e portavano via vettovaglie, roba da mangiare, poi arrivavano i governativi e dicevano: voi avete aiutato i guerriglieri, allora insomma interrogatori, condanne. Allora cosa succedeva? Che quando stavano per arrivare i militari e riuscivano ad accorgersene, andavano tutti via dal villaggio, lasciavano vuote le case e si nascondevano nella foresta. E la cosa commovente, questa suora mi aveva detto che 2 bambini erano morti soffocati dalle madri, che per non far segnalare la presenza mettevano la mano sul volto del bambino, per dire i tempi durissimi che hanno vissuto in quel territorio. E poi l'ultimissima cosa, e mi scuso se sono stato più lungo, in una camera di un padre ucciso hanno sparato all'impazzata, libri tranciati, soltanto un libro è caduto dagli scaffali ed è rimasto assolutamente intonso, e questo libro era intitolato Il Dio crocifisso, un libro di un famoso teologo, Moltmann, come dire, il Signore voleva con questo segno dire: c'ero anch'io quando vi uccidevano. Il Signore non lascia mai soli. Grazie Padre Enrico, che ci ha, con questo intervento, ci ha quasi già introdotto un po' in clima di quella che sarà poi la sua meditazione. Ci ha raggiunto l'amico di Chieri e allora siamo davvero contenti di sentire la sua testimonianza. Buonasera a tutti, comincio con un grazie prima di tutto a Padre Enrico e poi a tutti voi per l'accoglienza che ci avete riservato e per la gioia di trovarci insieme, che è già stato detto ma mi pare importante. È sempre bello trovarci e riuscire ad avere questa affinità del contatto subito. Questo penso che sia un dono dei padri che ci hanno accompagnato, è un dono del Signore, quello di sentirci subito a nostro agio tra di noi. Penso che sia veramente una cosa bella. Niente, io penso a Padre Enrico, che è stato mandato in questo piccolo paese che è Chieri come primo incarico pastorale, ha trovato della gente come noi, che non eravamo sicuramente granché, ma il dono di Padre Enrico è quello di saper far uscire quello che di buono c'è in ciascuno di noi. Lui diceva, penso che lo dica ancora, che non bisogna spegnere il lucignolo fumigante. Io penso che questo sia stata una realtà per molti di noi, e se oggi siamo qua è grazie a lui. Vorrei ricordare insieme a lui Padre Chicco, che con lui ha fatto questa esperienza a Chieri, e sono state per noi 2 persone fondamentali, e penso che sia bello festeggiarli insieme, anche se Chicco lo festeggiamo nel ricordo, ma lui è qua presente con noi e fa festa per lui, fa festa con Padre Enrico. Niente, quindi penso che tutto Chieri non dimenticherà mai, anche perché tanti chieresi, molti chieresi, tantissimi chieresi sono passati alla scuola di Padre Enrico, e quindi se lo ricordano e sono grati perché proprio hanno avuto questo dono, no? Questo dono del Signore. La CUX di Chieri, allora Congregazione Mariana, era in un momento difficile, si stava spegnendo. L'arrivo di Padre Enrico è stato quello che gli ha dato un nuovo tono, una nuova vitalità, rendendo veramente importante la formazione e quanto abbiamo ricevuto. Quindi grazie di cuore da tutti noi di Chieri, da me in particolare, perché veramente devo molto a Padre Enrico. Grazie. Credo che mentre chiediamo agli amici di Genova di avvicinarsi, solo un flash: Chieri credo che rappresenti una tappa importante per i gesuiti, no? Sì.
studiato un anno di teologia a Chieri e Ecco, poi... Genova arriva intanto. Bene, sì. E poi sono tornato per seguire la congregazione mariana, ma poi dirò qualcosa dopo. Benissimo. È stato per me un inizio, un periodo proprio di grandi doni del Signore, vissuto assieme a padre Chico Botta, un grandissimo amico. Bene, ci lega il mare con Genova. Allora, noi genovesi avremo bisogno della collaborazione del pubblico e anche di Enrico, che adesso sarà terrorizzato, però non ci siamo messi d'accordo, non abbiamo fatto prove, però capirete tutti di cosa si tratta. Allora, pronti? Devo premettere una cosa, che è dal 1975 che noi tutti e qualcun altro che forse è rimasto seduto attendiamo questo momento in terra sarda. Non ho capito. Trallallero, lalero, lero, lero, trallallero, lalero, lero, la. Trallallero, lalero, lero, lero, trallallero, lalero, lero, la. A su vicciocco mio di nanta generoso e quando non dubbio mi piga sul nervoso. Trallallero, lalero, lero, lero, trallallero, lalero, lero, la. Basta, grazie, un applauso. Beh, credo che ci sia almeno lo spazio anche per un pensiero, dai. Il trallallero ci ha tutti proiettati già. Allora, vabbè, ne faremo un piccolo pensiero ciascuno. No. Io sono passato da Genova per 4-5 anni e personalmente posso dire che Enrico mi ha cambiato la vita, veramente. Anzi, mi viene in mente la pietra angolare. Questi 4-5 anni sono un po' come la pietra angolare di cui Enrico ci ha tante volte parlato. E penso che vedendo anche le altre persone abbiamo tutti un po' una luce negli occhi, veramente Enrico, davvero. Quindi questa è la mia testimonianza. Grazie, grazie per tutti e due i momenti. Ecco, ci hanno segnalato, no, se c'è qualche intervento, bene, sì, assolutamente. Mi hanno incastrato, ma voglio dire, non so cosa aggiungere, però io avrei una mezza idea, Enrico. Una che? Una mezza idea. Una mezza idea. La mia vita è stata segnata dalle mezze idee di Enrico. Come? E la mia vita è stata segnata dalle mezze idee di Enrico. Erano sempre mezze, ma in realtà erano idee intere. E allora grazie tanto Enrico perché insomma, sì, come diceva Alberto, hai cambiato anche la mia vita, la nostra vita. Dicevi che tu trovi nella tua vita hai sempre cercato di farci trovare il bello che negli altri, ma anche sei stato molto capace di far trovare il bello che anche in noi stessi, e questa è una cosa che insomma ci portiamo dietro tutti. Grazie molte. Grazie, no, c'è ancora, certo, prego. E poi finiamo, certo, e poi con Genova finiamo. Una cosa brevissima che certo. Credo che il fatto che ci sia così tanta gente qua lo dimostra, è che tu sei capace, hai la capacità di rendere ciascuno di noi speciale. Cioè ognuno di noi ha la sensazione quando parla con te di essere speciale e di essere per te speciale, e quindi tu sei speciale per noi. Bene, grazie al gruppo. No, ma scherzi, Abbiamo ancora finito, per carità. La quinta ginnasio. Come? La quinta ginnasio, vi ho conosciuto. Quinta ginnasio, esatto. Siamo parecchi. Vabbè, c'è un'altra cosa da dire, Enrico è capace anche di passare attraverso le generazioni. Mi ricordo l'amicizia con papà mio e i pellegrinaggi a Lourdes, per i quali non smetterò mai di fare reclame, e non mi dimenticherò mai che mi ha presentato mio marito e che oggi in CVX a Cagliari con Enrico c'è mia figlia, quindi direi che insomma oggi in è CVX particolare c'è tutta la questa figlia. storia. Solo due parole, ringraziare per tutta la città la vicinanza gioiosa
che Enrico ha trasmesso a tutta la comunità genovese per tutti gli anni in cui abbiamo avuto la fortuna di averlo accanto. E in un momento storico in cui assistiamo alla costruzione di muri, una persona come Enrico, che ha costruito per tutta la vita ponti, credo che sia veramente la più grossa fortuna che possiamo aver avuto. Grazie. Grazie. Bene, grazie alla ricca testimonianza di Genova ci hanno segnalato che è arrivato ed è presente in sala il presidente nazionale della CVX, spero di non sbagliare nome e cognome, Antonio Salvio. Non ti avevo visto. Lo salutiamo, poi naturalmente ci terremo anche ad un suo breve per quanto è possibile. Come ho detto prima, non c'è una scaletta preordinata, ma certamente sarà graditissimo il suo contributo. Ecco, dal nord, diciamo, adesso scendiamo e ci avviciniamo al caldo di Cagliari e direi Roma, visto che c'era un bel gruppo, se ci porta la sua testimonianza. Coincidenze anche. Poi certo. Stiamo entrando nelle capitali d'Italia, Roma, poi c'è Firenze, poi Napoli, certo. Ecco Roma. Eccoci, il microfono è tutto vostro. Allora, si è composto anche il gruppo di Roma, che è numeroso e molto vario. Insomma, venire dopo i genovesi, noi non abbiamo il trallallero, ma avremmo gli stornelli, ma preferiamo non farli, insomma. Se Enrico ne meriterebbe uno per lui. Ecco, noi veniamo da tante esperienze diverse di Roma, dalla CVX al gruppo per gli esercizi delle famiglie, per cui credo che l'unica cosa comune, la più importante che possiamo dire di Enrico, appunto, è un po' il filo che è stato individuato dagli altri, cioè Enrico è come un po' una tessera di domino che unisce altre tessere, lo conosci individualmente e poi ti ritrovi a contatto con altri gruppi e i gruppi si ritrovano a contatto tra di loro e tutti insomma confluiscono veramente in una spiritualità comune molto legata allo stile personale di Enrico. Ecco, io personalmente negli anni 90 a Roma si aggirava una coppia di gesuiti, una era padre Massimo Nevola, l'altro era padre Enrico De Ida. Ecco, io conoscevo Nevola e quindi di conseguenza ho conosciuto per contatto anche Enrico. Da quel momento in poi Enrico ha conosciuto le persone della mia comunità, noi abbiamo conosciuto le persone del CVX, quindi in questo senso è stato un continuo allargare. E poi molto vero quello che si diceva prima, Enrico non perde mai questo approccio personale con ciascuno di noi e questo è veramente una cosa molto particolare. Quindi Enrico ha sposato molti di noi e quindi è un padre spirituale per molti di noi. Insieme abbiamo intrapreso questa esperienza degli esercizi spirituali per famiglie. Era una chiacchierata in macchina riaccompagnandoli in aeroporto, ma lui ha questa capacità di trasformare le chiacchierate in progetti e i progetti in realtà. Anche questa è una cosa. Infine in Terra Sarda ricordiamo anche l'Enrico nuotatore, che è un eccellente sportivo, insomma. Io vorrei dire solo una cosetta che mi è venuta in mente guardando le diapositive. Ci stanno tantissimi bambini e ci sta in mezzo Enrico che ci sta proprio bene, un bambino fra i bambini. In effetti, insomma, questa la statura lo dice. Sono avvantaggiato dalla statura. Giusto. No, quindi veramente ieri le figlie nostre che si vedono in qualcuna di queste foto ci hanno detto mandate, non sono qui, però ci hanno mandato proprio un saluto affettuosissimo per Enrico, perché effettivamente erano bambini, adesso sono grandi, ma insomma sono rimaste colpite perché come si vede da queste foto effettivamente Enrico ha una particolare attenzione, quindi grazie pure da loro.
Grazie, sentiamo altre voci. Allora, solo 3 parole: sole, cuore e amore. Sole, lo sguardo di Enrico, quando ti guarda con questi occhi azzurri ti riempie il cuore. E quando nominiamo a casa in famiglia il nome di Padre Enrico, stiamo parlando di lui per qualche progetto, per qualche cosa, subito il volto dei nostri figli si illumina, e questo è uno specchio dell'amore che riesce a riversare sulle persone. E cuore è questo cuore generoso e accogliente che sa veramente accogliere tutti così come sono, e di questo lo ringrazio tanto. E la terza cosa, amore, questo invito che lui ha sempre forte, questa priorità di andare incontro al Signore e di prenderlo sul serio il Signore, di prendere sul serio l'amicizia con il Signore. Nella CWX si parla di essere contemplativi nell'azione, e spesso mi sono domandato cosa significa, poi ho guardato Enrico e l'ho capito immediatamente. E un'altra cosa che volevo dire è appunto ringraziarlo per questa sua semplicità, questo modo di coinvolgersi con chiunque veramente si trova davanti. Questa è una testimonianza per tutti noi, per vivere in maniera autentica il nostro essere di Cristo. Grazie Enrico. Grazie a voi. Ecco, scusate, voglio aggiungere una cosa che mi è venuta in mente, un piccolo aneddoto. In una delle slide che sta circolando lì c'è un episodio bellissimo che io porterò per sempre nel cuore. Un giorno Enrico, dopo una Via Crucis, ci ha portato un vasetto di nardo profumato, perché voleva farci vivere l'esperienza di sentire questo profumo, e ci ha unti i polsi con quest'olio, uno per uno, dicendo il nome nostro, dei nostri figli. Ha fatto qualche piccolo errore, ma eravamo quasi 60 persone, quindi gli si può perdonare, che dite? E poi a ciascuno ha detto: tu sei il profumo di Cristo, espandi e diffondi. Ecco, una cosa importante per un sacerdote credo sia quella di non portare a sé le persone, ma quelle di portarle a Gesù. E anche di questo ringrazio Enrico per il suo esempio. Bene, grazie. Grazie al gruppo di Roma. Vediamo, no, se c'è qualcun altro sì, lo sentiamo volentieri. Prego. Aggiungo solo un'ultima cosa. Vicino, il microfono, sì. vicino. A proposito del profumo di Cristo, ecco, io credo che la cifra esatta di Enrico, al di là appunto dell'Enrico accompagnatore, amico dei giovani, dei diversamente giovani, e di tutte poterci essere stati vicini in tutti i momenti della nostra vita, quello che mi ha fatto più sensazione, a proposito del profumo di Cristo, è stata la capacità di farci scoprire la vicinanza di Cristo attraverso la sua testimonianza. E la diversità è stata attraverso la diversità di ciascuno di noi, cioè attraverso la diversità di ciascuno di noi Enrico ha saputo interpretare il profumo di Cristo. Questo è stato il messaggio più bello che ci ha saputo regalare. Grazie a Roma. Chiediamo adesso, continuiamo un po' nella nostra serata, poi io volevo un attimo chiedere un'altra cosa a Padre Enrico sulle diapositive che stiamo vedendo. Firenze, se siamo contenti di sentire anche questa loro testimonianza, ecco, se si avvicina il gruppo di Firenze, e poi naturalmente chiediamo subito dopo se si avvicina anche Napoli, così andiamo avanti nella serata. Arriva Firenze. Ma siete di più, non siete solo... Solo due di Firenze. No, ma ce ne sono tanti. Dove sono? Ce ne sono tanti che... No, lo sapete, notoriamente i fiorentini sono vergognosi, sono persone timide che hanno paura di apparire, pertanto lo sappiamo. Purtroppo ci volete scusare per questa discrezionalità, per cui ecco, abbiamo soltanto, preferiamo lasciare 2 parole silenziose, oserei dire, ecco, Bene. Sono molto emozionato di parlare in pubblico, non mi capita mai. Ecco, arrivano altri 2 a rinforzo. Oh, grazie, meno male.
c'è anche qualcuno di più giovane, per fortuna. E, che dire, noi come Fiorentina abbiamo questa caratteristica di avere diciamo, esperienze tutte singole, perché l'esperienza del campanile è fondamentale, è proprio della fiorentinità. Quindi con Silvia abbiamo avuto il privilegio assoluto di vivere 6 anni con Enrico nella stessa casa, di condividere quindi tanti momenti anche insieme ai nostri figli, che in questo momento stanno dormendo, ma insomma, però sono venuti, non hanno mai messo in dubbio, ecco, di venire. E quando tu, Enrico, hai detto all'inizio, no, che la cosa che ti dà più gusto è far incontrare le persone, mi è trovata in mente l'immagine del crocevia, e tu effettivamente sei un crocevia, fai incontrare le persone. E questo, il fatto di essere qua, noi abbiamo rivisto tante persone che vanno da Roma, da varie parti d'Italia, che conosciamo, che abbiamo fatto gli esercizi, ed è veramente molto bello. E di questo ti ringraziamo. Grazie. Va bene così, evidentemente. Ah no, ecco. Va bene, proseguiamo, andiamo avanti. Io volevo soltanto ringraziare comunque tutti per l'ospitalità. Enrico, credo che lo ringrazieremo in continuazione da qui veramente a tutta la nostra vita, questa è la cosa più importante. Per noi, che è stato veramente un ponte, è stato detto, l'esperienza sarebbe bella sentire anche dai ragazzi più giovani, no? Quelli che poi in queste occasioni sono magari quelli che fanno più fatica a parlare, quindi il mio invito è, se qualcuno della parte del gruppo giovanile riesce a venire a dire qualche cosa, sarebbe un contributo importante. Bene, grazie. Chiudiamo questo giro d'Italia tra le comunità che ha toccato nella sua missione pastorale Padre Enrico con Napoli. Ecco, se cortesemente, eccoli qua che arrivano, e poi chiediamo al presidente della CVX di darci anche lui una parola di testimonianza. Ecco Napoli. Buonasera a tutti, ma da Napoli c'è qualcun altro, giusto? Allora, io sono contenta che sto qui per vedere Padre Enrico. Ero una ragazzina, stavo in una casa famiglia e la mia felicità, Padre Enrico non mi ha fatto togliere i figli. Oggi 22-25 anni, per me quando lo vedo mi emoziona tanto, ha fatto tanto per me. Mangiavo grazie a lui, mi portava da mangiare dentro al collegio e quando lo vedo per me sono felice tanto. Grazie padre, vi adoro tanto. Grazie. Questa testimonianza veramente esprime quello che fa Padre Enrico nella realtà, veramente nella vita vera. E noi che possiamo dire, Enrico? Noi rappresentiamo anche una piccola comunità della Campania che, innanzitutto volevo dire una cosa, Padre Enrico fa bene, perché noi siamo svegli dalle 3 di stamattina e siamo qua, come si dice nelle nostre parti, freschi e tosti come una rosa, quindi Padre Enrico fa bene, siamo di con entusiasmo per poter accoglierlo. Quindi una piccola comunità che esprime come effettivamente quello che diceva qualcun altro, le mezze idee, che è una cosa bella, Padre Enrico le realizza. Al nostro matrimonio lui ci suggerì una bellissima preghiera: il Signore completerà per noi l'opera sua, e l'ha fatto. In Campania è germata un'altra bellissima esperienza di esercizi per famiglie che mano a mano prende sempre più piede, e questo è quello che è capace di fare Padre Enrico. Quindi ti porto il saluto anche a tutte le piccole comunità della Campania che non sono Napoli, che ti hanno conosciuto e che ti vogliono bene. E l'ultima cosa che vorrei dire è questa: domani è la festa del papà. Padre Enrico è veramente il nostro papà e riesce a farci sentire tutti parte di una grande famiglia in cui le relazioni autentiche sono possibili, tutti quanti ci sentiamo uniti da un vincolo fraterno e filiale al papà e fra tutti noi. Grazie Enrico. Bene, intanto che salutiamo gli amici che tornano a sedersi, mi pare che Padre Enrico è riuscito ancora una volta a ricordarci una cosa che è avvenuta già un bel po' di anni fa ormai, come grazie alla Sardegna si sia potuta compiere l'unità d'Italia.
perché è il Regno di Sardegna che è stato l'avvio, l'artefice di quello che poi è diventato la nostra grande nazione. E oggi abbiamo avuto una piccola testimonianza che in Sardegna, volendo, si possono fare cose molto belle e molto interessanti. Salutiamo anche gli amici del Friuli che ci stanno adesso in questo momento osservando e seguendo con un collegamento in streaming, quindi un caro saluto e un abbraccio e un applauso direi agli amici del Friuli che ci seguono. E a questo punto, ecco, però vorrei, abbiamo sentito gli amici di tante regioni diverse, ma e della Sardegna? Stavamo per chiamarli. Una cosa per gli amici del Friuli, che nel 77, col terremoto, molti di noi che siamo qui ci siamo conosciuti proprio in Friuli mentre stavamo portando un po' di serenità, di amicizia. Siamo stati lì qualche mese, molti di noi, e parecchi del Friuli sono collegati con noi in questo momento. Quindi li ringraziamo ancora. E ora finalmente è giunto il momento di far sentire la nostra voce, perché insomma noi che siamo gli ospiti di tutti questi amici abbiamo sicuramente tanto da dire. Beh, allora inizio io. Padre Enrico, pur non conoscendolo da molto tempo, mi ha fatto capire che, come devo dire, lui e tanti grandi personaggi che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, ma non grandi perché si vantavano di esserlo, ma perché lo erano grazie alla loro semplicità nel profondo dell'animo, ci ha fatto capire che non dobbiamo mai perdere la cosa più importante, l'entusiasmo del bambino, non dobbiamo mai allontanare il bambino che è in noi, perché solo questo ci permette di poter guardare con degli occhi felici tutto lo scorrere della vita fino all'ultimo giorno. E allora, dalla Sardegna, chi è che vuole venire a raccontarci qualcosa del nostro Padre Enrico? Allora, Cagliari e la Sardegna adesso, eccoci. Salve a tutti, io sono Francesca. Di Padre Enrico hanno già detto molto tutti. È un amico, è una persona di cui da quando lo conosco non posso più fare a meno. Gli voglio un bene dell'anima e penso che glielo vogliano tutti, perché non si può non voler bene a una persona che a ogni riunione viene a darci sempre un saluto, con il suo sorriso, con i suoi occhi. Basta. Bene. Abbiamo un altro amico. Ciao a tutti, io sono Alex. Rappresentiamo anche un po' il gruppo coraggioso là in fondo, dei giovani di Sicar. Allora, prima di dire qualcosa che ha a che fare con noi ragazzi, io vorrei dire una cosa che mi rimane in mente di Padre Enrico è quella di averlo visto 2 o 3 momenti giocare a pallone. Uno è stato a Cagliari, al campetto da calcio, in cui era un pomeriggio, allora lui viene e inizia a giocare a pallone. Io dico, Padre Enrico, che non è una persona... giocava a pallone e ho detto, cavolo, neanche Valerio Floris riesce a giocare a questi livelli. Sul mio conto personale dico che ha delle energie veramente incredibili, perché ha un'età che non si sente. Lui ha giocato a pallone con i bambini e ci ha fatto divertire. Però queste energie le vedo soprattutto in quei momenti in cui vado a parlare con lui e lui me le trasmette, e le trasmette soprattutto la domenica sera durante la messa, in cui ci sono tantissime persone, c'è un silenzio e lui quelle parole riesce a farle sentire a ognuno di noi. Per quanto riguarda la casa di esercizi spirituali, io penso che a Sicar, insieme anche alle bellissime persone che ci vanno ogni estate, ha trasmesso qualcosa di incredibile a ognuno di noi giovani, che ci portiamo avanti per tutto l'anno. Cioè io tuttora non vedrò magari che ci sia appunto il periodo estivo in cui si fanno gli esercizi spirituali, perché grazie alle parole comunque di Padre Enrico, a quello che ci trasmette, grazie anche alle famiglie per la loro testimonianza,
si crea qualcosa che ti arricchisce e ti dà forza per insomma un po' tutto l'anno, no? Perciò grazie, ci vediamo in campo. Grazie, grazie. Sì, abbiamo ancora una testimonianza. A Padre Enrico mi legano esperienze che hanno percorso la sua e la mia vita. La prima è quella di quando eravamo giovani, noi siamo coetanei. In quel periodo ricordo gli esercizi spirituali, alcuni anche con il Cardinale Martini. Ricordo anche l'esperienza di Enrico come grande sportivo, è stata già richiamata. La Congregazione Mariana aveva una squadra di pallavolo, di pallacanestro. Allora era un periodo in cui l'altezza, a vederci, non contava molto. Ci trovavamo a disputare la finale regionale, il titolo regionale di pallacanestro. Eravamo nel campo dell'Olimpia, all'ultimo minuto la Congregazione Mariana perdeva 47-48 per loro. Allora si poteva fare melina e c'era il giocatore della squadra avversaria che appunto teneva la palla. Padre Enrico, zitto zitto, gli è andato da dietro, gli ha preso la palla, ha segnato, la Congregazione ha vinto 49-48. Già da allora sapeva andare a canestro molto bene. La seconda esperienza è quella di metà vita. Lui era stato in Salvador, anche io sono stato in Salvador, forse nello stesso periodo, il periodo in cui si stava per stipulare l'accordo di pace con l'FMLN. Anch'io ho visitato i campi dei guerriglieri, anch'io ho visitato il luogo dove i 6 gesuiti sono stati uccisi, io ero lì per i diritti umani nelle Nazioni Unite. Ho visitato anche il luogo, l'avrai visto anche tu Enrico, dove l'arcivescovo Romero era stato trucidato dagli squadroni della morte. Quel bellissimo rosetto dove ci sono delle rose grandissime, ancora ci sono e lo ricordano. Ecco, sotto aspetti diversi, entrambi siamo andati a cercare di dare qualcosa e ricevere qualcosa in quei luoghi di sofferenza. Le Nazioni Unite facevano una rivista che si chiama Hombre del Maíz, Uomini del Mais, perché come tu hai ricordato c'erano gli ufficiali dell'esercito del Salvador che cercavano le persone e allora quando arrivavano gli uomini si nascondevano in mezzo ai campi di mais, soltanto che l'esercito andava lì con lanciafiamme e dava fuoco ai campi di mais per distruggere sia i raccolti sia le persone. Un ultimo ricordo, Manuelito sotto una quercia, un bambino di 8 anni col braccio tagliato, cortato dagli ufficiali dell'esercito perché non potesse impugnare il fucile. Abbiamo convissuto, abbiamo condiviso quell'esperienza e so che Padre Enrico avrà portato tanto di sé. Il terzo pensiero è quello di oggi, quando comincia a farsi sera. Allora, Padre Enrico, tu sei un uomo di Dio, aiutaci. Aiuta anche noi che incontrò il Signore. Grazie. Abbiamo ancora qualche testimonianza da Cagliari, certo, sì. Intervento, adesso abbiamo anche un amico che è arrivato da Sassari, quindi anche il capo di sopra è presente in questa giornata speciale. Sì, è presente con molto piacere. Anche perché probabilmente sono l'unico, fino a prova contraria, che può raccontare un pezzo di vita. Io dal 59 al 64 sono stato al Collegio dei Gesuiti a Cagliari, in via Tuveri, seconda traversa, numero 2. Quest'uomo che adesso ha 80 anni era un giovanotto che giocava a pallone anche con noi, però
non ricordo sue particolari doti di calciatore, mentre invece ricordo una presenza costante. Lui doveva controllare dalla mattina alla notte 110 giovanotti che venivano da tutta la Sardegna. Io vengo da Cheremule, che è un paesino di quelli destinati a scomparire secondo i pessimisti, per cui arrivare da Cheremule a Cagliari, vi assicuro, non era una cosa molto semplice. Per cui siamo stati 5 anni assieme. La cosa più bella è che io sono andato via perché pare che fossi tra i chiamati ma non tra gli eletti nel 64. Nel 2011 mi sono fatto dare il numero di telefono dalla persona che siede a fianco di Enrico e l'ho chiamato. Fatevi un conto, dal 64 al 2011 io dico: buongiorno, sono qui, sì, sono Giovanni Pala. E lui risponde: ma chi? Non guardate adesso, quel biondino che sorrideva sempre. Io sono rimasto sinceramente scioccato, perché ho detto sta bluffando, invece era vero, si era ricordato, come ha detto qualcuno, e posso solo ribadire, anche in quel momento non era facile ricordarsi di me. Evidentemente la sua capacità di memorizzare e quindi di far sentire tutti speciali è un dato che viene confermato. L'ultima cosa che posso dire, ed è dentro tutto il mio grazie e la mia riconoscenza, come capita spesso, io avevo rimesso in discussione tutti i 5 anni di messe, di esercizi spirituali che duravano una settimana, e grazie alla sua semplicità, se lui non si offende io lo accosto a Cardinal Martini, e secondo me le mie 2 guide sono state loro, non dico altro. Grazie. Ora torniamo a Cagliari. Enrico, lodi ad abbondanza. Io voglio semplicemente raccontare un episodio personale. Quando avevo avuto 13-14 anni, mi pare che fossi in quarta ginnasio, entravo per la prima volta nella vecchia congregazione mariana. Ero timido e spaesato, la congregazione mariana si trovava in via Portoscala, a pochi metri, diciamo, dall'attuale comunità di vita cristiana, e come entravo ho visto che c'era dentro proprio una grande bolgia, ragazzi che saltavano, ragazzi che addirittura saltavano sul pianoforte, e sono rimasto così un po' fermo e intimidito. La prima persona che mi è venuta incontro è stato Enrico, padre Enrico, con quel suo sorriso molto accogliente, e credo che forse una delle doti principali di Enrico sia proprio l'accoglienza. E anche lui col suo esempio, con la sua parola, cerca di inculcare in noi in maniera tale che testimoniandola anche noi la possiamo attuare. E un'altra cosa, io ho avuto anche la fortuna di fare diverse volte gli esercizi spirituali con Enrico, di seguire le sue catechesi, quindi anche di questo lo ringrazio tanto, perché tanto mi ha dato. Poi un'altra cosa che riscontro in lui, che molte volte lo sguardo, direi, parla più della parola, è più significativo della parola, perché nello sguardo di Enrico c'è uno sguardo limpido, uno sguardo di spiritualità, uno sguardo diretto, uno sguardo sincero, uno sguardo che certamente non bleffa. Io ho finito e rinnovo tanto il mio affetto ad Enrico, gli faccio tanti auguri perché possa rimanere ancora a lungo fra di noi. Grazie. Grazie. Io ricordo padre Enrico quando da ragazzo giocava a pallacanestro con me, si ricorda? Era veramente un trascinatore, pieno di energie, di entusiasmo e con un sorriso e con quegli occhi spalancati che ti facevano vedere bello il mondo. Quando se n'è andato nel continente, diciamo noi,
abbiamo provato una grande tristezza. E poi la sua permanenza nel continente è durata per tanti anni. E io, devo dire, tutto sommato, avevo un po' di invidia. Abbiamo perso un uomo formidabile. Quando alla fine finalmente è tornato, io pensavo tra di me, ma è un limone spremuto. Per dirla in sardo. Un limone spremuto. Esti un limone su ciao. Il meglio l'ha dato, ormai cosa viene a fare qui da noi? Poi mi sono accorto che il meglio lo doveva ancora dare, per grazia di Dio. Io quando la sera faccio l'esame di coscienza, tra le prime cose che faccio è il ringraziamento al Signore per averci dato questa guida, questo esempio luminoso. Grazie. 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 Allora, solo un'indicazione di servizio per capire come si svolge ancora la nostra serata, che prevede tra l'altro un momento centrale con la meditazione di Padre Enrico. Andiamo ancora avanti un po' con le testimonianze. C'è un gruppo di Cagliari, poi c'è il presidente della CVX che deve intervenire. No, certo, siamo contenti della sua parola, e poi arriveremo alla meditazione di Padre Enrico. Quindi il gruppo di Prego, Cagliari... Presidente, ok, allora il presidente, prego. Naturalmente tutti comprenderete, come ho detto prima, che non c'è una scaletta, stiamo vivendo un momento di grande fraternità, senza formalismi. Ciao Enrico, innanzitutto permettetemi di manifestare la mia gioia per essere qui con voi quando Matteo mi ha invitato a venire a questo momento di gioia per tutta la comunità italiana, non solo cagliaritana. Sono stato molto contento di accettare. Mi chiamo Antonio Salvio, sono presidente della comunità di vita cristiana, presidente nazionale, che non è altro che la continuazione storica delle congregazioni mariane. Mi ha fatto piacere sentire spesso rievocare le congregazioni mariane qui a Cagliari e non solo. Questo è un anno particolare, non solo perché vengo da Napoli come città, quindi sono arrivato appena in tempo quando appena era iniziato. Matteo è stato così cortese da venire in aeroporto e quest'anno è un anno particolare, non solo per l'80° compleanno di Enrico, che per noi è una gioia, ma perché quest'anno cadono i 50 anni della costituzione delle comunità di vita cristiana. Cioè nel 1967 la Federazione Mondiale delle Congregazioni Mariane decise, dopo un lungo discernimento, di darsi una nuova forma, un nuovo statuto e dei nuovi principi generali, approvati ovviamente dalla Santa Sede e che dal 1990 sono diventati definitivi, un po' la Magna Carta. Ora, perché dico questo? Perché Padre Enrico è stato una parte importante in questi 50 anni, non solo perché tu sei stato assistente di alcune CVX in Italia, ma perché Padre Enrico è stato l'assistente nazionale della comunità di vita cristiana per un bel periodo di tempo. Tra l'altro devo dire che Padre Massimo Nevola, che doveva essere qui, l'attuale assistente nazionale, purtroppo è rimasto a Roma per degli impegni imprevisti. Bene, la comunità di Cagliari, tra l'altro, e questo mi piace ricordarlo qui a Cagliari, perché qui fra poco faremo il Consiglio nazionale a Genova in cui rievocheremo in questi 50 anni, ma non per fare una sterile rievocazione, ma per rivedere la nostra storia e vedere il Signore oggi cosa chiede alla CVX in Italia. Ecco, fare discernimento come i Gesuiti e gli esercizi ci insegnano. Bene, questa comunità ha dato ben 2 presidenti nazionali. È stato Marco Di Liberto, che purtroppo ci lasciò nei primi anni 70, e poi subito dopo Guglielmo Manunza, il papà di Carlo. Quindi è una comunità che ha espresso all'interno della congregazione mariana prima e della comunità di vita di cristiano dopo anche degli uomini di governo della comunità, nel senso bello della parola.
sia del governo amministrativo e gestionale che del governo spirituale, se si può dire così. E tuttora c'è in esecutivo sempre un membro della CVX di Cagliari, che in questo momento è segnatamente Tiziana Casti. Quindi per me è un momento bello per rievocare gli anni di Enrico, per ricordare le cose trascorse insieme. Con me è rappresentata tutta la comunità di vita cristiana italiana, il senso della mia venuta vuole essere questo, rappresentare tutta la comunità che dice grazie a Enrico per il lavoro svolto, per quello che continua a fare, perché continua a fare per la CVX qui a Cagliari e non solo. Con me ovviamente c'è il padre Massimo Nevola che, come dicevo, non è venuto. L'esecutivo nazionale tutto abbraccia padre Enrico in questo momento attraverso di me. Quindi Enrico, un bacione fortissimo e Signore ti dia ancora tanti e tanti anni di vita, non solo perché tu possa essere di aiuto agli amici di Cagliari, perché tu continui a fare come ha fatto San Giovanni Battista, che ha indicato il Signore agli altri. Ecco. Grazie. Grazie, è stata appena nominata la CVX di Cagliari, quindi vorremmo anche una testimonianza del responsabile della CVX di Cagliari. Matteo è il presidente della CVX di Cagliari. Addirittura. Semplicemente per dire che la nostra comunità è una comunità complessa, dalla varietà delle persone che ci sono oggi, delle persone che stanno intervenendo, dei gruppi che stanno intervenendo. Sicuramente la figura di Enrico è quella che li accoglie tutti. Vorrei sottolineare un aspetto che secondo me è uno di quegli spunti importanti e alti che ci lascia, ci offre Enrico, e che molte volte noi stessi facciamo un po' fatica a vivere, che è quello di vivere la nostra comunità come una comunità ampia, senza tanti recinti. Noi siamo abituati a vivere, ognuno ovviamente la propria spiritualità e le proprie peculiarità di comunità di vita cristiana, di gruppi famiglie, di gruppi legati all'opera esercizi spirituali, tantissimi gruppi, sono tantissime le attività che ruotano intorno alla comunità. Però il fatto bello è che Enrico ci continui a stimolare a viverla come un'unica grande comunità, dove i muri che ogni tanto possono erigersi perché è umano anche che ognuno non riesca sempre a non metterli, questi muri vengono sempre più abbattuti. E questa credo che sia una testimonianza bella e un messaggio potentissimo oggi, che è difficile da vivere, lo dico con semplicità e con onestà, che però credo che sia, tra le tante cose dette, una di quelle bellezze che ci offre Enrico proprio nella testimonianza di vita quotidiana, vivere il senso della comunità e di un'unica grande comunità cristiana. Quindi grazie Enrico. Bene, li vedete da un po' in piedi, ormai stanno iniziando a pensare che si tratti di una delle famigerate e temutissime escursioni che organizza il nostro padre Enrico per portarci a camminare in montagna, ma direi che adesso è il momento di dare la parola agli esponenti del gruppo Famiglie di Cagliari, ai quali tra l'altro va il nostro sentito ringraziamento, perché l'organizzazione di tutta questa bella serata è merito loro. Grazie. Ci vorrebbe abbiamo dato la cittadinanza onoraria a 2 famiglie, Ignazio e Visentin. Volete venire un attimino qui, per favore? Dai, datevi una mossa. Mi hanno detto Luca, vai avanti tu e parla, perché io volevo ringraziarli perché sono loro che ci hanno permesso di incontrarci. Grazie, hanno sopportato la mia, come dire,
A volte sono esuberanza, molti di voi mi conoscono e... Noi siamo un'equipe di servizio anche per SICCAR. Siamo diventati molto amici grazie a zio Enrico. Io ho due ricordi che non hanno niente a che fare con la spiritualità. No, da piccoli noi abbiamo sempre avuto paura dell'uomo nero. La prima volta che mi ricordo di Enrico è stavo giocando a Piazza del Carmine, avevo 2-3 anni e mi vedo arrivare una persona con l'abito nero, con un sorriso stupendo, con 2 piccole orecchie. Quando i parenti mi dicevano, molti di voi, ripeto, mi conoscete, sono un po' esuberante, per farmi calmare, per farmi calmare mi dicevano, guarda che chiamo l'uomo nero, e io mi mettevo a ridere, no? E mi dicevano, tu sei matto. Per forza, con una persona del genere, come poteva aver paura dell'uomo nero? E poi un'altra cosa, quando zio veniva nel periodo del noviziato, io lo stesso sono arrivato ai 7-8 anni, c'era ancora vivo nonno Guido e nonna Gemma. E ogni giorno era una festa, era proprio, non so, per i più grandi di noi che si ricordano di Kramer, no? Era la pasticceria che c'era all'ingresso di Corso Vittorio Emanuele, e Kramer, vabbè, ok, grazie. Con la T, io me lo ricordavo con la K, va benissimo. E mi dice, nonno faceva preparare sempre un nuraghe che si chiamava il Trionfo, era una pasta a frolla, una base di pasta a frolla e dei bignè alternati, cioccolato e crema, e vabbè, quindi c'era questa era sempre una festa, e ricordavo zio Enrico come arrivava proprio per la festa, che ci dava allegria, ci dava gioia. Sì. Allora, io ho avuto un po' l'onere e l'onore di raccogliere un po' di persone. Devo dire, l'esperienza che mi ha commosso oltre misura è stato l'aver lanciato un'idea, questa di Luca, insomma, di festeggiare Enrico, e di aver avuto una inondazione di risposte, di ci voglio essere e voglio scrivere qualcosa e voglio dimostrare a Enrico quanto è stato grande per me, insomma. Poi ci sarà una sorpresa e non l'anticipo. Però è veramente stato commovente tutto questo, e qua c'è solo una piccola parte, appunto questo streaming video che sembra una cosa eccessiva, però c'è veramente tanta gente che voleva essere qua fisicamente, purtroppo non ce l'ha fatta, ma c'è tutta l'Italia che insomma vuole dire grazie a Enrico. E rispetto alla cittadinanza onoraria volevo dire che banalmente, casualmente, proprio qualche giorno fa, mia figlia, la più piccola, che adesso ha 10 anni ed è praticamente cresciuta con gli esercizi spirituali per famiglie, perché nel 2006, lei è nata nel 2006, a giugno, a luglio siamo venuti a fare gli esercizi spirituali per famiglie con lei di un mese, e tutti gli anni, quindi lei aveva questa cosa che faceva a 7 anni, fate caso, aveva fatto 8 volte gli esercizi spirituali, perché l'anno 0. Insomma, per dirvi, ha fatto un tema in classe che doveva descrivere come si vedeva nel futuro, come sarebbe stata, dove sarebbe stata, cosa avrebbe fatto. Ha detto, io da grande voglio vivere a Cagliari. Per dirvi, cioè, la città, noi ci sentiamo bene qua, è veramente la nostra casa del cuore. Grazie Enrico.
Allora, brevemente, a nome delle famiglie di Cagliari, visto che qui ci prendono il posto da Milano, dagli altri posti, comunque noi abbiamo avuto questa bella esperienza negli ultimi moltissimi anni di avere Enrico con noi, che ci ha aiutato a costituire un bellissimo gruppo di famiglie in cui praticamente nessuno di noi si conosceva, e tramite al culto che ha Enrico per la famiglia è poi diventato un bel cammino tutti insieme. Devo dire che, come avete già sentito, la cosa più bella di Enrico è che lui vede la parte bella di noi. Questa cosa che cura così tanto il rapporto umano in realtà è che lui sembra che veda soltanto quella piccola parte bellissima che grazie a Dio ognuno di noi ha, e così cerca in tutti i modi di farla venire fuori, e poi allora uno comincia a vederla anche questa bella parte e a metterla a disposizione degli altri, perché la seconda cosa bellissima che noi abbiamo trovato di Padre Enrico è che lui cerca sempre con moltissima dolcezza a ricordarci che le nostre fortune devono essere messe a disposizione di tutti, che col suo esempio, con la sua dedizione a tutti gli altri, alle persone che hanno sempre più bisogno, alle persone che lui vede più distanti, più lontane, più sole, e poi ci ricorda che la parte bella, come fa lui, della nostra vita è quella di dedicarci agli altri, di uscire dai nostri impegni e dedicare una bella parte, non un ritaglio della nostra parte, ma una bella parte consistente della vita per gli altri. Grazie Enrico, grazie tante. Cominciamo? Bene, solo una brevissima cosa, abbiamo sentito tante testimonianze di tante amiche e tanti amici, e mi permetto solo di ricordarvi che nel corridoio alla nostra destra, quindi da quel lato, è stato posizionato, dove c'è Luca adesso, ecco, è stato posizionato un registro, un quaderno dove chi volesse lasciare qualche pensiero può farlo tranquillamente, può tranquillamente scrivere quello che magari avrebbe voluto dire al microfono, magari per mancanza di spazio e di tempo non ha potuto fare, o comunque c'è questa possibilità, quindi dove c'è Luca adesso troverete la possibilità di lasciare un ricordo per Padre Enrico. Bene Paolo, direi che... Sì, allora mi diceva Padre Enrico che ci prepariamo allora al momento della sua meditazione. Dovremmo proiettare in contemporanea delle immagini, quindi c'è una persona che dovrebbe avvicinarsi, ecco, per supportare la parola di Padre Enrico. Io direi che tutto questo momento è stato preparatorio adesso all'accoglienza di questa meditazione, si è creato, credo, anche il giusto clima di preparazione e di ascolto. Prego Stefano, prego. Abbiamo un ultimissimo intervento, scusate, ma è quello di Adriano che sta lavorando dietro le quinte e ci sta permettendo di gestire magnificamente, insieme anche a Mario lassù in alto che non lo vediamo, le riprese e gli audio di questa serata. Ecco, prego. Buona serata a tutti. Io voglio ringraziare personalmente Padre De Ida perché con lui ho già percorso un bel pezzo di strada assieme e mi piacerebbe percorrerne ancora tanta. Mi piace molto come persona perché è inclusivo, molto pragmatico, riflessivo, e quindi è una bella persona perché ci dà la possibilità, quando facciamo gli incontri, di poterci confrontare con persone sempre nuove. Lui ha grandi amicizie estese in tutte le parti del mondo, ovviamente, quindi la sua amicizia viene ricompensata quando lui chiama, viene chiunque da qualsiasi parte, quindi sono esperti nelle più grandi materie, possono essere religiose, possono essere di tipo sessuale, possono essere di tipo civile, quindi impegni nelle carceri, impegni nella scuola, per l'infanzia, tanti ambiti. Mi riaggancio al discorso che ha fatto un'amica che diceva lui stende ponti. È vero, i ponti li stende poi a livello interculturale e interreligioso, cioè non ha preclusioni di nessun tipo. E questo fa sentire appunto accolti chiunque, anche negli incontri che facciamo con le famiglie, questo lo dimostra, perché ci sono sempre dei volti nuovi, delle persone che si affacciano per la prima volta nel nostro gruppo di famiglie,
E questo non fa altro che testimoniare e confermare appunto che la sua apertura agli altri è totale. Non si preoccupa nemmeno di estendere il vita a potenziali concorrenti, tra virgolette, come ha fatto ad esempio con padre Steiner. E quindi per noi è stato ulteriore crescimento, perché poi abbiamo potuto fare gli incontri anche con padre Steiner, quindi è additiva la cosa, cioè possiamo fare gli incontri con lui, li possiamo fare anche con altri, quindi è additivo e inclusivo. Quindi, per usare un modo di dire sardo, atrusarmus. Spero tanto di poter percorrere con lei ancora tanta strada, grazie. Grazie. Facciamo 5 minuti di pausa perché no? Sì. Va bene, allora andiamo. Mi pare che è tutto pronto per quanto riguarda le slide, sì. Sì, forse bisogna staccare questo computer. Intanto io sono stato abbondantemente e sovrabbondantemente ringraziato, e questo certamente da una parte mi ha fatto molto piacere, dall'altra mi ha fatto sentire ancora di più il mio limite, la mia piccolezza, il non meritare. Però a mia volta io voglio ringraziare l'equipe che abbiamo visto, che hanno lavorato tanto per questo incontro, che io amo chiamare un incontro di amicizia, non una festa di un compleanno, ma l'incontro di amicizia, forse propiziato, sì, da una festa, da un'occasione. Vorrei ringraziare anche per il contributo alla Cassa di Solidarietà per gli esercizi spirituali delle famiglie, a cui tanti di voi hanno già aderito e spero ancora altri. E poi volevo ringraziare tutti voi che siete qui a uno, e il mio dispiacere è di non poter stare un po' di tempo con calma con ciascuno di voi. Volevo ringraziare però in particolare quelli che hanno faticato un po' di più, oltre a quelli che sono venuti da lontano, che hanno attraversato il mare, anche alcuni che hanno dei problemi per cui hanno dovuto faticare di più, e in particolare Antonio Fabiani. Volevo ricordare Anna Maria, carissima Anna Maria Peretti, e Giovanna Tagliano, che è venuta addirittura da Genova. E allora spero di non mettere in disagio nessuno, però vorrei dire questa cosa che mi ha molto colpito da sempre, me la porto nel cuore. La persona è Giovanna che mi porto nel cuore, ma anche qualcosa che è avvenuto. Giovanna non controlla bene le braccia, parla con fatica e cammina con fatica, anzi non controlla le braccia. E quando appunto quando io ero a Genova, dei giovani amici avevano detto: cosa si può fare? Perché Giovanna ha la testa perfetta, ha 2 lauree, ci aiutava per disporre e selezionare le medicine da mandare, perché è laureata anche in farmacia, da mandare in missione. Era sempre attenta, dava lezioni private di matematica, di altre materie, però era limitata nella comunicazione. Sono venuti fuori i computer e dei giovani amici, 2 dei quali sono qui e non nomino, si sono interessati, sono andati a Modena a trattare con l'unico laboratorio specializzato e personalizzato per attrezzature per persone appunto che ne avevano bisogno. Hanno trovato e hanno realizzato, siamo ai primi tempi dei computer, un computer con una tastiera a pedale. E Giovanna lavora con l'alluce del piede destro. E mi ricordo con commozione, ero stato trasferito a Roma e mi è arrivata una lettera da Giovanna, dice: scusa, questa è la mia prima lettera, ed è stata, scusa perché è scritta con i piedi. Giovanna è lì.
Grazie Giovanna. Ecco, dopo questi ringraziamenti ci avviamo un po' per questa carrellata. Ho pensato, anche se dalla simpatica così intervista dei vari gruppi delle città avete già capito qual è stato il mio percorso, però avevo pensato, non sapendo come sarebbe andato questo pomeriggio, di dare un po' il percorso che ho fatto dal punto di vista dei vari aspetti dell'amicizia. Maura, ci sei con quell'immagine, con l'icona? Allora, questa icona io l'ho scoperta quest'estate dando gli esercizi in Trentino. È un'icona del VII secolo di spiritualità copta e rappresenta Gesù con un discepolo. Questa icona mi ha molto preso, non subito la guardavo, ma lentamente mi è entrata profondamente dentro. E che cosa si nota in questa icona? Il volto molto bello di Gesù, con gli occhi grandi, che quasi sono attenti a aiutare il cammino, a tracciare la strada del discepolo. E il discepolo, che anche lui ha gli occhi grandi, anche se meno grandi di Gesù, occhi bene aperti, e anche le orecchie grandi. Questo mi ha consolato. Ma la bocca piccola, molto ascoltare e poco parlare. Vogliono le luci spente? Abbassiamo un po' le luci. Altre cose che voglio notarvi sono che Gesù ha la mano sulla spalla del discepolo, è il segno dell'amicizia. Lo vedete? La mano sulla spalla. È bellissimo ricordarsi quando si è davanti a qualcosa di difficile che c'è una mano sulla spalla, che non si è soli e che questa mano continuerà ad esserci, non si stanca. Ancora, ecco che Gesù c'ha il libro grande della scrittura, ben decorato, rifinito, rilegato, come dire, Gesù ha la sapienza di Dio. Il discepolo, se guardate, nella mano sinistra ha un rotolino, quelle poche parole che è riuscito a cogliere dal grande libro della sapienza di Dio, le vuole tenere strette. È un invito per noi a ricordare quelle parole che ci sono entrate dentro, che sono diventate luce per la nostra vita, e non dimenticarle, stringerle nella propria mano. Un altro particolare interessante è che non è Gesù che benedice, ma è il discepolo. Come dire che quella mano sulla spalla trasmette al discepolo la forza di portare vita, perché benedire è portare vita. Come piaceva dire a Padre Botta, aggiungere vita alla vita degli altri. Tutti siamo chiamati a questo e in questo troviamo il senso della nostra vita e la nostra gioia. Ancora un particolare, qualcuno osservando questa immagine dice sì, però c'è un po' di distanza tra il discepolo e Gesù. Gesù tiene un po' le distanze, ma un altro che era lì presente dice sì, perché Gesù non è soffocante,
Gesù lascia sempre uno spazio di libertà. Bellissimo. Signore non ci costringe, non ci spinge, non ci acchiappa in modo da toglierci libertà, ma ci lascia respirare, ci lascia decidere, ci lascia scegliere. Ecco, allora questa immagine ci accompagnerà un po' nella riflessione, però vorrei intanto darvi una notizia. Come avete visto, padre Massimo Nevola, che ci teneva tanto a essere con noi, non ha potuto venire all'ultimo momento, aveva già fatto il biglietto, stava per avviarsi e invece hanno dovuto ricoverare un suo confratello in ospedale. Non sembra una cosa grave, però il vice superiore è partito stamattina per la Romania e allora non poteva lasciare la comunità sguarnita. E comunque ci teneva a salutare molto tutti e a esprimere il proprio dispiacere di non essere qui. E io direi di cominciare con il foglio che vi è stato dato. Sul retro, o sul davanti meglio, c'è una preghiera lunga, ma una preghiera bella che è un salmo, e ci fa entrare nel clima giusto. La diremo così: io dirò le strofe dispari e voi insieme le strofe pari, senza correre, anche magari un po' sottovoce, per lasciare entrare meglio questi pensieri, questi sentimenti dentro di noi. Signore, tu mi guardi e mi leggi negli occhi ciò che custodisco nel segreto del cuore. Ogni mio gesto ti è familiare, lo segui con amorosa premura. Conosci le parole che dico e i progetti che mi frullano in testa. La tua è una presenza costante, uno sguardo che avvolge la mia vita. Nel turbinare affannoso delle scelte sono portato a sentirmi autosufficiente, protagonista della mia vita e dominatore delle cose. Se voglio impadronirmi del cielo misurando gli anni luce dei suoi spazi infiniti e mando sonde a fotografare i pianeti, è la tua grandezza che scopro e contemplo. Se viaggio in terre lontane o i mass media mi fanno conoscere altri popoli e altre culture, è l'universalità del tuo amore che constato. Il mio stesso corpo è un dono meraviglioso, creato dalla tua mano, cesellato con arte e con gusto, fin dal seno di mia madre. Tutti gli avvenimenti della mia vita ti erano familiari prima ancora che li vivessi e mi hai riempito l'esistenza di doni. Tutti insieme
Signore, fammi capire se le mie scelte sono giuste e conducimi per mano sulla via che porta alla vita. Invochiamo anche la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, sì, come base voglio dire che in tutto questo mio percorso di vita ci sono stati come 3 amori: la mia famiglia, gli amici e anche lo sport. In questi 3 amori si è come posata la realtà della congregazione mariana. Già da quando avevo 10 anni, forse anche un po' meno, frequentavo la chiesa di San Michele. Allora la congregazione mariana partiva proprio dai piccoli, e il primo momento era il cosiddetto corso preparatorio, la quinta elementare. E io ricordo che il nostro maestro, il nostro catechista era Giorgio Paglietti. Poi sono sempre cresciuto negli anni e il Signore ha disposto che sempre, in ogni tappa del mio percorso, avessi in qualche modo a che fare con la congregazione mariana, poi con la comunità di vita cristiana. Allora, percorro brevemente le varie tappe, rapportandole a quel colore, a quel tono dell'amicizia che ogni tappa mi ha portato. Dico le tappe da sacerdote. La prima è stata Chieri. Il mio tempo galilaico, sapete che nella Galilea gli apostoli avevano conosciuto, incontrato per la prima volta Gesù, si erano lasciati affascinare da lui, e per me Chieri è stato così: la primizia e l'entusiasmo. E ricordo 2 aneddoti. Ero appena arrivato da una decina di giorni e alcuni adulti a un certo punto mi dicono, alle 10:30 di sera: andiamo in biblioteca. Io mi sono sorpreso, ho detto: ma qui sono gente che legge libri, intellettuali, però non volevo dire c'ho sonno, insomma, ero appena arrivato. Vabbè, vengo, andiamo. Ma la biblioteca aveva dei volumi particolari, a forma cilindrica con una strettura in cima. Era una cantina. Quindi la Madonna lì si sarebbe divertita, nel senso che non avrebbe avuto bisogno di sollecitare l'intervento di Gesù. E un'altra cosa che mi colpiva tanto di Chieri è che era un ambiente in cui c'era gente dai 6 agli 80 anni, bambini, grandi, e la sera, soprattutto l'estate, c'erano dei campi sportivi, delle attrezzature sportive, si ritrovavano insieme gli anziani, diciamo, gli adulti della comunità, si sedevano sulle panchine ed era commovente vedere insieme queste persone così diverse fra loro. Erano cresciute insieme e, pur avendo visto strade divaricate, continuavano ad essere amici. C'era il manovale e c'era anche il presidente della Lancia, che chiacchieravano insieme come vecchi amici. La Chiesa è popolo di Dio, bellissimo. Non c'è esclusione di età, non c'è esclusione di persone. E poi un'emozione incancellabile era quando c'era il ritorno dai campi di lavoro. Facevamo in varie parti d'Italia diversi campi di lavoro, 3, 4,
gruppi di 25-30 ragazzi per volta, ma si facevano contemporaneamente, si partiva lo stesso giorno e si ritornava lo stesso giorno. E la messa del ritorno fatta nel campo di calcio, con questi volti radiosi di ragazzi, ragazze, con le famiglie che erano lì presenti, è un ricordo veramente incancellabile. Genova ha l'aspetto dell'amicizia, quello che ho colto a Chieri. L'amicizia è cuore che si espande e vive con gusto le diversità. Cuore che si espande e vive con gusto le diversità. Genova, il collegio e il lavoro d'equipe a bene dei ragazzi. Nessuno è un numero, ma ognuno è persona. E allora a Genova i tanti gruppi di CVX che praticamente ogni 2 anni ne nasceva uno nuovo, a mano che i ragazzi sfociavano all'università. I campi in Friuli, con le persone del Friuli abbiamo ancora dei bei rapporti dopo 30 anni e più, dall'epoca del terremoto. E lì mi sono accorto di una cosa molto bella. C'era un lavoro piuttosto delicato da fare, costruivamo delle casette quasi prefabbricate, però i pezzi bisognava tagliarli, segarli con precisione, quindi c'era una segheria mezzo diroccata in cui si lavorava, era il lavoro più delicato, e poi i pezzi venivano portati alla casa numero 3, alla casa numero 8, insomma nelle varie case, una trentina di case avevamo assieme ad altri, forse anche di più, 42 mi pare adesso che ricordo meglio, 42 casette in legno. E il lavoro più delicato era appunto quello di chi doveva segare i pezzi con precisione. Terminato un campo, stava per terminare, riceviamo la notizia che la persona che aspettavamo per fare il lavoro più delicato non sarebbe potuta venire. Ci guardiamo in faccia con il capocampo, diciamo cosa possiamo fare? Eravamo attendati in mezzo alla gente, era bellissimo, anche se la pioggia non ci risparmiava, e poi magari un altro aneddoto. Comunque, allora diciamo proviamo a chiedere a Marco. Marco era il ragazzo che ha fatto fin in quel turno questo lavoro. Noi pensavamo di dargli un peso in più, di chiedergli un qualcosa di troppo faticoso. Mi ricordo che lui ci ha guardato, si è illuminato nello sguardo e ha detto: davvero avete bisogno di me? Contento della fiducia che gli era stata data. Si sentiva valorizzato. Quegli occhi spalancati in questo ragazzo timidissimo me li porto sempre dentro. Davvero avete bisogno di me. Impariamo anche a chiedere qualcosa, seppure lo facciamo con discrezione, ma qualche volta la richiesta fa affiorare una consapevolezza nuova. Poi lì era iniziata l'amicizia con Massimo Nevola, i mitici campeggi alla Rossa, un paesino che quando a pieno regime l'estate era popolato, erano 6 persone. Quindi potevamo invitare tutto il paese alle nostre cene. E poi l'amicizia con Massimo Nevola, che è iniziata lì, e San Marcellino. San Marcellino, questa attività che tanti, oltre che di Genova, anche di fuori conoscono, per i senza fissa dimora. Anche qui ricordo un aneddoto, forse mi dilungo un po' e vi chiedo scusa, però sono cose che mi sono rimaste impresse, che mi hanno accompagnato. San Marcellino, nei primi tempi,
c'era padre Carena, un padre anziano, molto buono, però l'aiuto era ancora assistenziale, cioè le persone, si celebrava la messa alle 8:30, venivano e poi alla fine della messa c'era un medico che visitava, c'era un guardaroba per dare i vestiti e si dava all'uscita anche un pane a chi lo voleva, un po' di pane a chi lo voleva e anche 1.000 lire all'epoca, siamo negli anni, alla fine anni 70. E una volta padre Carena riceve un'offerta più cospicua dai suoi benefattori e allora dava 5.000 lire. 5.000 lire era qualcosa per tanti di loro, poveracci, perché alcuni dormivano in una discarica, si infilavano in un armadio e si chiudevano con le ante per ripararsi dal freddo. Uno piccolino si infilava nei portoni e usava i sacchi di nylon per avere meno freddo. Poi la domenica si trovavano tutti là, 200-250 persone, in una chiesa piccola in via del Campo. E fatto sta che quella volta si spingevano un po' perché avevano paura forse che le 5.000 lire finissero. E allora un pezzo di pane era caduto per terra ed era stato anche già strisciato da qualche scarpa. A un certo punto un nero se ne è accorto, ha aperto le braccia, ha fermato la fila, si è inchinato, ha raccolto il pane, lo ha baciato e si è rimesso in coda. La preziosità del pane. Genova cosa mi ha insegnato per quel che riguarda l'amicizia? L'amicizia sprona alla fiducia e alla collaborazione e rende fecondo anche il dolore. San Marcellino, Lourdes e poi una vicenda che con le amiche di Genova della quinta ginnasio era morto un loro compagno a 15 anni, un dramma, si chiamava Antonio Galli, ma quel momento ha unito tanto la classe, li ha resi più sensibili e li ha fatti molto crescere, li ha fatti molto maturare. L'amicizia rende rende fecondo anche il dolore. Roma, il tempo della Chiesa, il tempo del respiro universale. Mi è capitato, quando ero a Roma, di dover incontrare o di voler incontrare persone con alte responsabilità nella Chiesa, gesuiti e non gesuiti, qualche cardinale, altri prelati e persone che avevano impegni molto rilevanti, ma io ho trovato tutti con una disponibilità e una semplicità disarmanti. Veramente mi faceva un gran bene andare a parlare con queste persone, perché vedevo la semplicità del contatto, del rapporto. E sono molto grato per questo. Nello stesso tempo Roma è stato a Sant'Andrea al Quirinale, in quelle povere vecchie camere che avevamo, il tempo dell'ospitalità gioiosa e fraterna a tutti e in tutte le ore. E quanti riavvicinamenti alla fede in quel clima di semplicità, e quante ferite rimarginate e quante risate. Una volta, dunque, avevamo dei cassoni dell'acqua all'ultimo piano, 94 gradini a piedi, molto ripidi, da fare. A un certo punto è mancata l'acqua. Venivano i ragazzi che servivano al centro a Stalli e facendosi la doccia avevano consumato tutta l'acqua. E come facciamo? Nel cortiletto interno
c'era una fontanella che era collegata con l'acqua pubblica. Cioè, con i secchi prendiamo l'acqua di là, dalla fontanella pubblica, piano piano, col passamano, 94 gradini, quindi una bella sfilza di gente, li portiamo nei cassoni e li riempiamo. Se no, che cosa succede? A un certo punto uno dice, ma là dobbiamo fare anche tutto questo tratto fino alla fontanella, proviamo qui sotto se c'è un altro rubinetto. E allora hanno attaccato la pompa, cioè prendevano l'acqua dall'altro rubinetto, però l'altro rubinetto ripescava l'acqua che gli altri portavano con fatica su. E quindi quando ce ne siamo accorti eravamo tutti stesi per le scale a ridere. Passiamo a Napoli. A Napoli la fatica dell'obbedienza, perché io mi ero sempre interessato di laici, di ragazzi, e mi chiamavano a fare il rettore del teologato, quindi essere superiore dei gesuiti che studiavano teologia, ma anche dei padri che insegnavano. E molti di loro, dei padri, erano stati i miei professori. Avrei potuto dire adesso mi vendico. Insomma, è stato un incarico che mi è pesato molto così riceverlo, proprio quando il superiore me l'aveva detto, Gian Giacomo Rotelli, un mattone sullo stomaco. Comunque mi sono ricordato di questa parola di Gesù: un altro ti cingerà e andrà dove non vorrai. Però, ecco, il vedere la maturazione dei giovani gesuiti, il contatto con con le case delle ragazze madri, il calore dell'amicizia napoletana, e poi è proprio lì è da lì che sono iniziati gli esercizi spirituali delle famiglie, perché avevo un incarico per cui frequentemente dovevo andare a Roma, e a Roma conoscevo già diversi di voi, per esempio Cecco e Arianna e altri, Marco e dunque vivono in una cascina a 4 famiglie, fanno vita comune, ma c'è questa combinazione che i mariti si chiamano tutti Marco, quindi 4 marchi. E fatto sta che loro mi avevano detto, avevano i bambini piccoli, vogliamo pregare, ma i bambini dove li lasciamo? Io ho detto, provate a venire anche con i bambini e vediamo cosa riusciamo a fare. E da lì è proprio con l'aiuto di Dio, questa è opera proprio di Dio. È nata poco a poco la realtà degli esercizi spirituali che quest'anno si faranno in 7 posti diversi d'Italia, con uno stesso stile, e tutta la famiglia coinvolta, non soltanto come le prime volte i genitori e i bambini si trattenevano in qualche modo, adesso anche i bambini fanno un piccolo percorso come possibile, divisi per fasce di età. E mi dicono i genitori che quando vanno via i bambini dicono è stato il tempo più bello dell'estate, e poi quando si avvicina l'estate l'anno successivo, papà, mamma, vi siete iscritti? A Napoli l'amicizia con Gesù rende praticabile anche ciò che enormemente ti supera. L'amicizia con Gesù rende praticabile anche ciò che enormemente ti supera. Firenze è la grande novità. Siamo stati con Leonardo e Silvia, con Marco e Giovanna e poi con Nicola e Maria
proprio vivevamo sotto lo stesso tetto, loro al piano di sopra, noi al piano di sotto. Una bellissima collaborazione. Loro seguivano il pensionato universitario, piccolo pensionato per una ventina di giovani, e facevamo anche altre attività insieme, e lì allora una serie di altre attività, l'associazione Sant'Ignazio, il pensionato che ho già citato, e poi la chiesa più brutta di Firenze, secondo Bargellini, la nostra. La chiesa di Via Spaventa, Bargellini aveva definita la più brutta di Firenze, però si pregava bene. Non sarà stata molto decorata, molto adornata, ma si pregava bene. E poi l'inizio dell'esperienza degli Evo a Firenze, il dialogo con islamici ed ebrei. Abbiamo cominciato questa cosa che continua tuttora. Alcuni laici erano molto interessati a questo, laici dell'associazione Sant'Ignazio. Abbiamo contattato prima i musulmani, Esredin, che adesso compare ogni tanto alla televisione, presidente nazionale, che era appunto l'imam di Firenze, continua ad esserlo. È un palestinese, commerciante di cuoio, una brava persona. Poi abbiamo coinvolto gli ebrei, o prima abbiamo coinvolto, adesso non ricordo. Insomma, non soltanto invitavamo noi per questi incontri, ma poi ci ritrovavamo insieme per pensare cosa organizzare. Una cosa bellissima. Un clima di simpatia che a poco diventava amicizia. Ecco, che cosa l'amicizia mi ha insegnato? L'amicizia è un oltre in intensità con i vicini e oltre le paure con i lontani. Avere il coraggio di esporsi, avere il coraggio di scendere più in profondità con gli amici. E sempre l'amicizia è liberazione delle energie di bene che sono negli altri. Da ultimo, Cagliari, si chiude il cerchio, per ora. Un ritorno sempre atteso, avvenuto quando non lo aspettavo più. Una sorpresa, ancora una volta in un momento inopportuno. A Firenze sentivo di avere ancora iniziative che dovevano definirsi e consolidarsi. Ma sono stato accolto con gioia e mi sono trovato bene, ma certamente non è mancata la fatica dell'inserimento. Cagliari mi ha riportato al bello della quotidianità, la forza delle cose semplici e grandi, ed è una fioritura continua. Mi piace qui richiamare un detto attribuito a Sant'Ignazio: non essere limitati dal più grande e lasciarsi contenere dal più piccolo è cosa divina. Cioè avere veramente sempre il cuore grande, il desiderio aperto, ma saper stare bene anche nelle situazioni più piccole, più nascoste, meno appariscenti. Dice, non essere limitati dal più grande, lasciarsi contenere dal più piccolo è cosa divina. E qui la CVX, le pietre vive, Sicare e Lievo, le famiglie, una bellissima realtà, come diceva poco fa anche Lisa, i poveri. E anche qui, come a Firenze, sono chiamato a collaborare col seminario per i seminaristi più grandi, il seminario maggiore, e poi già da diverse sedi tanti pellegrinaggi sulle orme di Gesù in Terra Santa, sulle orme di San Paolo e poi
pellegrinaggi che sono veramente un dare respiro al cuore. E adesso la seconda parte, se non siete troppo stanchi. Avete il foglio davanti, parto subito. Lo leggiamo, lo scorriamo perché non voglio stancarvi. Beh, siccome il titolo era l'accompagnamento spirituale e le sfide del nostro tempo, ho trovato un testo di Don Tonino Bello che parla dei 3 complessi da cui oggi l'uomo è afferrato e da cui lo Spirito Santo ci libera. Il primo complesso è il complesso dell'ostrica. Siamo troppo attaccati allo scoglio. Ci attira l'intimità del nido, ci terrorizza l'idea di rompere gli ormeggi, di spiegare le vele, di avventurarci sul mare aperto. Se non la palude, ci piace lo stagno. E qui forse li metterò un po' in soggezione, però mi piace ricordare una cosa per dire le cose belle che ci sono tra noi e che tante volte non sappiamo. Ci sono tra di noi Giovanni e Francesca di Firenze che hanno 2 bambini piccoli e quando mi pare 2 anni fa una coppia che era responsabile di una casa per disabili, soprattutto psichici, in Perù, aveva bisogno di un po' di riposo e doveva rientrare in Italia. Loro, partendo con il bambino piccolo di 1 anno e mezzo, mi pare, sono andati lasciando il lavoro in Perù, in questa zona dispersa, a sostituire questa coppia. Sono cose che sono tra noi, non le sappiamo, ma ci fa bene saperle. Lo Spirito Santo ci chiama alla novità, ci invita al cambio, ci stimola a ricrearci. C'è poi il complesso dell'una tantum. Preferiamo correre soltanto per un tratto di strada, ma poi, appena trovata una piazzola libera, ci stabilizziamo nel ristagno delle nostre abitudini, dei nostri comodi, e ci adagiamo. Il cammino come costume ci terrorizza. Il sottoporci alla costanza di una revisione critica ci sgomenta. Affrontare il rischio di una itineranza faticosa e imprevedibile ci rattrista. Lo Spirito Santo invece ci chiama a lasciare il sedentarismo comodo dei nostri parcheggi. Il prezzo delle piccole e numerosissime rate di un impegno duro, scomodo ma rinnovatore, il continuare il nostro cammino e avere ben presente, con l'aiuto del Signore, dove vogliamo andare, su che terreno stiamo camminando. E infine il complesso della serialità. Noi oggi amiamo le cose costruite in serie, gli uomini fatti in serie, i gesti promossi in serie. Viviamo la tragedia dello standard, l'asfissia dell'etichetta. C'è un livellamento che fa paura. L'originalità insospettisce. Chi non è inquadrato viene visto con diffidenza. Lo Spirito Santo invece ci chiama all'accettazione del pluralismo, al rispetto delle molteplicità, al rifiuto degli integralismi, alla gioia di intravedere che Lui unifica e compone le ricchezze della diversità. Ecco, questo per tracciare con 3 flash un po' una situazione in cui forse oggi un po' tutti ci ritroviamo.
E allora ecco il testo che avete, lo scorriamo. Che cosa ci dice l'amicizia di Gesù a proposito della nostra vita? Ecco allora questo testo bellissimo di Isaia. All'inizio stupore e verità. Stupore nel sentire rivolte a noi, a me, a ciascuno di noi queste parole, e verità perché è la realtà. Ora così dice il Signore che ti ha creato, Giacobbe, che ti ha plasmato, Israele. Certo, il discorso è rivolto al popolo, ma nel popolo ciascuno di noi si sente impersonato. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Come dire, non vado a spese pur di starti vicino. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Ecco, ciascuno di noi, io sono un pensiero da sempre nel cuore di Dio. E poi questa parola che forse può dare anche un po' di fastidio. Ti ho chiamato per nome e tu mi appartieni. Ma proprio la parola che precede spiega. Ti ho chiamato per nome. Il nome è lo statuto della persona. La persona non può essere mai strumentalizzata. Quindi, quando il Signore ci dice tu mi appartieni, non ci considera un oggetto da mettere in tasca, ma ci invita a un'appartenenza di reciprocità, di libertà. E guardate che ciascuno di noi ha un insopprimibile aspirazione all'appartenenza. Il bambino dice mio. Una volta ero a casa di Leonardo e Silvia e ho messo la mano attorno al collo di Silvia e Giuseppe, che era piccolino, mi ha guardato e mi ha fatto mia. Il ragazzo quando cresce quanto soffre quando è allontanato dagli amici del muretto della squadra, e quando il giovane si innamora quanto ci tiene ad appartenere alla sua donna e che la sua ragazza appartenga a sé. C'è in ciascuno di noi un'insopprimibile sete di appartenenza e Dio, che la conosce, ci offre di essere con Lui in reciprocità. E d'altra parte, leggendo il Vangelo, noi vediamo che Maria di Magdala dice: hanno portato via il mio Signore. E Tommaso: tu sei il mio Signore e il mio Dio. Il Signore ci invita ad appartenere a Lui, ma anche noi possiamo dire: tu sei il mio Dio. La fede, uno sguardo aperto che abbraccia e non esclude. Questa parola è del cardinale Bevilacqua, che era stato chiamato ad essere cardinale da Paolo VI, però lui era di Brescia e aveva accettato con la clausola di continuare ad essere parroco, e il Papa aveva accettato, un uomo di grande levatura.
leggo solo queste 2 righe. La gloria della sintesi cristiana è sempre stata quella di aver saputo spingere l'umanità ad altezze di stratosfera spirituale, senza aver mai spezzato la canna fessa né spento il lucignolo fumigante. È bellissimo questo. Il Signore ci chiama ad essere qualcosa di bello. Il Signore fa di tutto perché la nostra vita maturi, si sviluppi, si esprima. In un salmo, nel Salmo 104, leggiamo queste parole: con il frutto delle tue opere sazi la terra, hai creato il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto, il pane che sostiene il suo vigore. Non so se avete notato un trittico: il vino che allieta il cuore dell'uomo, la gioia, l'olio che fa brillare il suo volto, la bellezza, il pane che sostiene il suo vigore, la forza. Il Signore ci vuole così, non ci vuole accasciati, non ci vuole tristi, il Signore ci vuole capaci di gustare la bellezza, di esprimere la gioia, di dire la nostra lode. Pensati unici, chiamati a essere crocevia. E qui i genovesi, forse che sono stati miei alunni, si ricorderanno, perché era un testo che avevo trovato allora, testo di Hermanès, all'inizio di questo romanzo Demian, che non è uno dei più belli, ma questo inizio è veramente qualcosa di unico. Se non fossimo qualcosa più di uomini unici, se si potesse veramente togliere di mezzo ognuno di noi con una pallottola, non ci sarebbe ragione di raccontare storie. Ogni uomo però non è soltanto lui stesso, è anche il punto unico, particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, dove i fenomeni del mondo si incrociano una volta sola senza ripetizione. Perciò la storia di ogni uomo è importante, eterna, divina. Perciò ogni uomo, fintanto che vive in qualche modo e adempie il volere della natura, è meraviglioso e degno di ogni attenzione. In ognuno lo spirito ha preso forma, in ognuno soffre il creato, in ognuno si crocifigge un redentore. Parole veramente di grande suggestione. Hermanès, che è stato premio Nobel della letteratura e che aveva assimilato molto della cultura indiana, perché aveva un nonno che era pastore protestante, missionario in India, e lui ha vissuto per un certo tempo con lui. E con noi, pensati unici, chiamati a essere crocevia. Non siamo tanti sentierini paralleli, siamo dei luoghi di incontro, siamo, e vorrei dire, anche il salotto è un luogo di incontro, ed è bello, però in salotto puoi dire tu vieni, tu no, tu sì, tu no. Il crocevia sulla strada, tutti hanno diritto di passare e si resta anche impolverati tante volte. Ma è bello far incontrare le persone, mettere in contatto una persona con una notizia che può interessarle, senza gelosia. 4. Come sorgenti. Questa è una cosa che veramente è di una forza incredibile. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura,
dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Gesù aveva detto questa stessa cosa parlando a tu per tu con la Samaritana, in un dialogo personale. Qui siamo nell'ultimo giorno, il giorno più importante della festa, dove c'era una grande folla a Gerusalemme. È la festa delle capanne, la festa che ricorda il cammino dei 40 anni nel deserto, che ancora oggi gli ebrei celebrano con molta intensità. Gli ebrei osservanti, se hanno un terrazzo, un piccolo pezzo di terra, fanno una capanna, ci vivono dentro molte ore al giorno, leggono la parola di Dio. Bene, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi. Di solito il maestro ebreo parlava da seduto, era così che manifestava la sua autorevolezza. Gesù sente che oggi deve rizzarsi in piedi. Gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Come dire che, ricordate la mano sulla spalla, è l'uomo, è il discepolo che benedice. Il discepolo diventa come il maestro, capace di trasmettere vita. Anzi, nelle righe che seguono e che non sono riportate si dice che questo Gesù diceva dello Spirito Santo, che non era ancora disceso perché lui non era ancora stato trafitto e poi portato e poi risorto. Quindi il Signore ci dice che noi possiamo trasmettere col nostro modo di essere lo Spirito Santo agli altri. La sorgente è il luogo dove affiora in superficie una falda d'acqua profonda e lì si trova vita, ci si disseta. E questo anche nelle situazioni più inaspettate e difficili. Adesso vorrei leggervi una cosa che mi commuove molto. Mi ha commosso quando l'ho avuta e continua. Allora, domani è il primo anniversario della morte delle 7 ragazze che sono decedute nell'incidente a Barcellona. E una di queste ragazze è figlia di Paolo e Francesca Bonello, che dovevano venire qui. Si erano prenotati, poi c'è stato questo colpo provvidenziale che lunedì le 7 famiglie andranno alla messa di Santa Marta col Papa. Ed è molto bello che alcune di queste famiglie cercano di tenersi in collegamento con le altre, in modo da aiutarsi a superare questo dolore che non rimargina. E Paolo e Anna, il giorno dei funerali di Francesca a Genova, hanno scritto questa preghiera che con commozione profonda vi leggo. La chiesa era strapiena di gente, una chiesa grande, la chiesa del Gesù, e tanti sono rimasti fuori dalla chiesa e i preti sono dovuti uscire per strada a portare la comunione. Era una ragazza di grande vitalità, era grande amica e compagna di studio della figlia di Anna Ansaldo che è qui. E anche loro ne sentono ancora il profondo vuoto. La preghiera che Anna ha letto a nome anche di Paolo, Anna Bonello. È naturale volgere il primo pensiero a tutto ciò che Francesca avrebbe ancora potuto fare.
chiedendo aiuto a Gesù e a Maria, vorrei invece pensare al tempo che le è stato dato. Una vita vissuta in pienezza, incentrata sull'incontro, l'aiuto, la relazione con gli altri. Mi rendo conto, proprio in questi giorni, di quanto Francesca mi abbia insegnato. Prego perché il suo ricordo sia uno sprone a essere allegri, gioiosi, attivi nel servizio degli altri. Voglio fare mie le parole di un salmo che una cara amica, anch'essa colpita da un lutto, mi ha inviato. Signore, fa il miracolo di cambiare il lutto in danza. Vorrei infine ricordare con voi al Signore ognuna delle famiglie con cui abbiamo condiviso questa tragica esperienza. Poi conclude: per questo preghiamo. Anche nel dolore si può lasciare zampillare vita. In cammino con una madre coraggiosa, tenera, presente. E qui prendo alcune parole della Madonna di Guadalupe a Juan Diego il 12 dicembre 1531 a Città del Messico. La Madonna disse: ascolta, figlio mio, riponilo nel tuo cuore, non temere e non affliggerti, non si turbi il tuo cuore e non preoccuparti né di questa né di qualsiasi altra infermità, perché questo giovane era preoccupato della salute molto malandata di uno zio gravemente infermo. Non sto forse qui io, che sono tua madre? Non stai forse sotto la mia protezione? Non sei forse nel cavo della mia mano? Nella croce delle mie braccia? Cosa vuoi di più? Niente deve affliggerti e turbarti. Non angustiarti per l'infermità di tuo zio, perché per ora non morirà. Sappi anzi con certezza che è già perfettamente guarito. Ecco, ci fai vedere quella immagine? Allora, prima ci sono quelli di Padre Botta. Allora volevo, prima siamo alla conclusione, volevo parlarvi di un mio amico, almeno farvi vedere alcune immagini. Padre Chicco Botta, qui siamo in un luogo particolare che è la sala dove Sant'Ignazio ha vissuto la sua conversione. E se vuoi segnalarlo, anche se non si vede, c'è la statua di Sant'Ignazio in fondo e qui su un trave c'è scritto: a chi Íñigo se entregò a Dios, si è dato a Dio. Una seconda immagine. Ecco, qui siamo a Napoli in occasione di un battesimo, in un momento di grande gioia. Terza immagine, un po' più indietro. Invece qua a Chieri, in un momento di gita, eravamo un po' più giovani. Vai avanti. Queste sono le città che abbiamo visitato. No, l'ha scritta prima. Allora, c'è questa scritta di questo monaco: qua giù non c'è nulla di più santo da desiderare.
nulla di più utile da cercare, nulla più difficile da trovare, niente più dolce da provare, niente più fruttuoso da conservare dell'amicizia. A Erledo di Rivol. E adesso, ecco l'immagine di Gesù, questo è Giotto, Giovanni che si posa sul petto di Gesù, un'immagine che in modo altissimo ci fa pensare all'amicizia. L'altro giorno Andrea Serra, nell'incontro di preparazione per l'impegno temporaneo e l'impegno permanente, ci aveva fatto conoscere questa poesia che mi sembra molto bella. Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro. Fernando Pessoa. Vediamo ecco. Abbiamo fatto nell'estate scorsa un pellegrinaggio in Sardegna. Siamo andati a visitare il museo che è a fianco al Duomo a Nuoro, e c'è questa bellissima scultura di Francesco Ciusa che riporta una donna sarda che porta la brocca, la tiene proprio come le donne sarde facevano un tempo per bere, giravano la mano in questo modo e bevevano così. E nello stesso tempo c'è il bimbo che succhia al suo seno. Mi sembra un'immagine molto bella, piuttosto sarda, ma che ci può far pensare all'attenzione che ha la Madonna per tutti noi. Questo nutrire anche quando lei è stanca, anche quando lei avrebbe bisogno di riposare. E vi ho preparato dei ricordini con l'immagine, con la icona dell'amicizia, la chiamano così adesso, l'icona quella della spiritualità copta. È presente a Tesè, è presente anche a Bose, mi dicono, e la chiamano ormai icona dell'amicizia. E ho scritto una preghiera che vi leggo, poi chi la vorrà ce ne sono a disposizione. Signore Gesù, mi hai chiamato e oggi di nuovo mi chiami a essere tuo amico. Che grande fortuna per me. Ti prego, non farmi mai mancare l'entusiasmo per la vita, per le persone, per te. Fa che nel mio cuore ce ne sia almeno un poco, una scintilla viva, perché possa riaccendere entusiasmo e fiducia in coloro che ne mancano. Che a mia volta io mi tenga in contatto vivo con te per non spegnermi, e che sappia trovare nei miei compagni di cammino chi riattizzi questa fiamma. Amen. Grazie, siete stati molto pazienti. Bene. Fermi, va via. No. Bene, come sempre siamo venuti per fare noi regali a Padre Enrico, e mi sembra ce l'abbia fatto lui
Questo credo veramente... Ne sarebbe valso la pena di fare questo viaggio per sentirti di dirci queste cose stasera. Bene, però ecco. Vediamo una notizia in anticipo sperando che si realizzi. Allora, quest'anno ci sarà a Cagliari la settimana sociale dei cattolici e nel programma è previsto anche uno spettacolo, un recital su Don Milani, di cui Angelo è regista. Questa è pubblicità a progresso, l'ho pagato prima chiaramente. Uno spettacolo con una cinquantina di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che hanno scritto anche loro il testo, aiutati, ma hanno scritto loro il testo. Quindi viva Firenze! Speriamo. Va bene. Allora, volevo chiamare qui Paolo Visentin perché adesso visto che avete avuto tanta pazienza, vi chiediamo di averne un ultimo scampolo, perché siamo invece adesso alla parte dei regali che vorremmo fare noi a Padre Enrico, perché lui ci ha riempito di regali stasera, qualcosina volevamo farla anche noi. Vabbè. Il primo regalo è un progetto che si è concretizzato, che parlavamo da tanto tempo, è quello di un fondo speciale per le famiglie e per coloro che volessero partecipare all'esperienza degli esercizi spirituali, per cui grazie alla generosità delle CVX abbiamo trovato ospitalità presso il conto corrente nazionale e quindi dando poi come causale, specificatamente adesso ve lo dice meglio di me Paolo, ci rappresenta, c'è la possibilità di poter mettere a disposizione di chi vuol fare poi questa esperienza di esercizio spirituale ma non ne ha la possibilità economica, un aiuto concreto. Quindi, come si concretizza questa cosa, Paolo? Niente, semplicemente abbiamo a disposizione, come diceva Angelo, un conto corrente bancario con un IBAN e una causale specifica che consente di far arrivare questi soldi che poi verranno ridistribuiti nelle varie realtà, diciamo, delle sedi dove si svolgono gli esercizi spirituali. Nei diversi anni in cui sono stati proposti gli esercizi spirituali per famiglie, Padre Enrico spesso si è trovato di fronte a delle richieste da parte di alcuni e così nel suo cuore era nato questo desiderio di poter venire incontro a queste famiglie. E mi sento di ringraziare la comunità di vita cristiana che ha permesso di realizzare questo sogno, ecco, questo desiderio. Mi dicono dalla regia che c'è già un congruo contributo, per cui prima di iniziare questo pomeriggio ci sono già 4.875 euro, quindi mi sembra già una bella realizzazione. Poi, avete già vista prima, non la conoscete, è la prima volta che viene qui che parla, Elena. Allora, non dico niente, questo è il pensierino sorpresa. Doveva essere un opuscoletto così agevole, ma è diventato un... rompi. Ti aiuto. Voilà. Allora, è partita l'idea di, ma tutte le famiglie che sono passate nella bellezza di quasi 20 anni ormai di esercizi spirituali per famiglie, abbiamo lanciato, ma provate a scriverci un grazie per Padre Enrico e mandateci la vostra foto di famiglia. E ne è venuto fuori un...
un malloppone. Non finivano più di arrivare questi grazie, Enrico. Ogni famiglia ti ha scritto il suo grazie e poi ci sono le foto di gruppo di tutti questi anni. Bellissimo. Non me lo sarei mai aspettato questo, proprio avevo paura che fosse un quadro quando lo sentivo. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Grazie. È bello, vero? Grazie Elena. Elena, tra l'altro, con la quale mi sono sentito molto in queste ultime settimane, anzi questi ultimi mesi, perché le sorprese non sono finite, ma all'uscita potrete ritirare una copia di questa piccola monografia che abbiamo pensato di realizzare proprio per dedicarla al nostro caro padre Enrico. Assolutamente anche di questa cosa non aveva idea. Abbiamo recuperato anche delle fotografie di un po' di anni fa. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere in anteprima. Vediamo se lo troviamo. Posso dire una cosa, Stefano? Sì. È partito tutto pensando di coinvolgere qualcuno di noi per un'intervista, no? Di qualcosa su padre Enrico e cosa. Poi abbiamo pensato con Stefano, e chi è che può parlare se non Genova, Trieste, Trento, Firenze, Massimo Nevola. Quell'articolo che stava girando in questi giorni è dovuto proprio perché è partito da questo libretto qui. Gli ho chiesto per favore di scrivere qualcosa sul rapporto tra lui ed Enrico. Grazie Luca. Ma infatti guardate, adesso siccome mi avvisano che l'ora è un po' tarda, allora vi faccio solo due cenni. Ma in che modo? Semplicemente dandovi i titoli di quello che sono i contributi di ciascuno, di ogni amico o amica che ha preparato un pezzo su padre Enrico. Un giorno speciale, un raggio di sole, padre Enrico nella CVX di Genova e / state con padre Deilda. Chi è padre Enrico per me? Padre nel vero senso della parola, crocevia, e sono tutte parole che oggi sono risuonate più volte. Abbiamo imparato a conoscere padre Enrico in tutti questi suoi aspetti, in tutto quello che veramente nel corso, come ha detto prima, non mi ricordo se Paolo o Angelo, nel corso dei suoi primi 80 anni, la genesi degli esercizi spirituali per le famiglie, il nostro padre Enrico, il primo incontro, la ninna nanna, ed un episodio veramente bello che ci viene descritto. Padre Enrico è stampace. A proposito, ma è vero, cucurus cottus, gli stampacini, teste dure, gli stampacini. Questo l'ho imparato anch'io, me l'ha detto Paolo Matta, che adesso vi saluta, è dovuto andare via perché mi pare che adesso debba leggere il TG e quindi è dovuto scappare. Mi ha detto gli stampacini sono famosi per la loro testatura, quindi non bisogna meravigliarsi se padre Enrico, quando decide di fare una cosa, trova sempre il modo di portarla a termine, portarla a compimento, proprio perché la loro definizione è cucurus cottus, teste dure. Padre Enrico è la congregazione degli artieri, perché la congregazione degli artieri forse non l'abbiamo nominata molto oggi, ma è una congregazione importantissima e che adesso si avvia proprio a dare il meglio di sé in occasione della nostra celebrazione della festa religiosa più importante dell'isola, dedicata al nostro santo, a Sant'Efisio, e che grazie a padre Enrico ha potuto ritrovare nuova linfa e nuovo vigore. E poi un pezzetto che, permettetemi, da semplice montanaro mi sono permesso di scrivere: tante sono le vie che portano al Signore e una di queste passa certamente per le montagne, come ci ha insegnato padre Enrico. Quindi direi che la conclusione di tutto poi alla fine, e lo troverete appunto è questa bella fotografia di padre Enrico con il nostro augurio forse più bello che sia possibile fare a un amico, a un fratello così caro: a Kentannos padre Enrico. Grazie.
Grazie. Adesso, ecco, sì, una comunicazione, queste bellissimi addobbi floreali che vedete, in realtà sono tanti piccoli vasi ed è possibile naturalmente, mi dicono, con una piccola donazione, un piccolo contributo, poterli portare a casa naturalmente, quindi assolutamente può essere un bel ricordo di questa piacevole serata. E tra qualche minuto, giusto il tempo di sgranchirci le gambe un attimo e poi possiamo avviarci dove è stato predisposto un sobrio buffet che comunque saprà accontentarci tutti. Grazie. Grazie a tutti. Volevo ringraziare, se mi permettete un attimo, voi sapete che oggi è morta mamma, abbiamo seppellito mamma. E se ho potuto fare questo con l'aiuto degli amici è perché c'è una famiglia stupenda. Papà doveva essere qui, evidentemente non se l'è sentita di venire. C'è mio fratello Alessio, Guido non è potuto venire. Volevo ringraziarli perché in queste ultime settimane con il loro sacrificio mi hanno permesso di essere servitore per voi. Grazie Alessio, grazie Guido, grazie papà. Grazie a tutti voi. Stacchiamo tutto. Stacchiamo tutto. Sì.